Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti in questa doppia giornata di studi relativa a Palladio e l'acqua nella terraferma veneta del Cinquecento. Vi vedo molto numerosi e questo ci fa molto piacere perché significa anche che l'argomento interessa e quindi può raccogliere appunto un grande interesse. Innanzitutto permettetemi di ringraziare, che è qui presente, il direttore di Viacqua, l'ingegner Piccoli, Viacqua che sostiene il Palladio Museum attraverso l'Art Bonus ed è un sostegno molto importante per tutte le iniziative del museo, le iniziative sia espositive ma anche appunto di ricerca come quella odierna. Il convegno si svolgerà lungo 2 giornate, e ci saranno degli interventi appunto questo pomeriggio e poi continueremo nella mattinata di domani e nel pomeriggio di domani. Io appunto ho una doppia veste, nel senso che in questo momento intervengo come presidente del CISA Palladio, ma poi interverrò anche domani come relatore, in quel caso sotto forma di docente dell'Università di Verona, non di presidente del CISA Palladio. E direi che possiamo iniziare i lavori. Chiedo al direttore se possiamo iniziare e lascio la parola appunto al direttore Guido Beltramini per il proseguo della giornata. Grazie ancora a tutti e buon convegno. Buongiorno a tutti, abbiamo prosciugato le energie del professor Burns questa mattina con un bellissimo seminario sui disegni di Palladio, quindi sta cercando di recuperare, si scusa e arriva fra qualche minuto, doveva essere lui ad aprire, abbiamo comunque qua il nostro vicepresidente Fernando Rigon, poi ci sono diversi componenti del consiglio scientifico del centro, Donata Battilotti, Deborah Howard lì. E Grazie a tutti di essere qui e ai tanti colleghi, soprattutto a Walter Pancera e a Edoardo Demo, con cui abbiamo costruito di fatto le 2 giornate che, come dire, chiudono il centro palladiano e aprono un fronte di ricerca. E un saluto particolare anche a Francesco Vianello, che è una colonna di questo progetto, Università di Padova. Grazie Francesco, e anche a Francesco Bianchi, che vedo lì accanto a lui, tutti i colleghi che veramente hanno in questi anni rinnovato gli studi e averli qui con noi, anche proprio perché non sono storici dell'arte, mi pare particolarmente importante. Allora, il tema di queste 2 giornate potrebbe sembrare a qualcuno una concessione alle mode del momento, così come il progetto più a larga scala in cui si scrive che abbiamo chiamato Palladio, Clima e Ambiente. Posso avere le diapositive del primo intervento? Ci sono già? Perfetto. Scusatemi, ma... E tra l'altro ringrazio Simone Rauch che sta lavorando come ricercatore a questo progetto che vedo qui e di che poi ci parlerà oggi. Quindi una concessione ai tempi. E dal mio punto di vista non ci sarebbe nulla di strano, dato che ritengo in realtà un dovere di noi storici indagare nel passato l'origine di temi e problemi significativi per il nostro presente, per cercare di comprenderlo, il nostro presente intendo, da un punto di distanza in grado di rallentare la velocità con cui esso cambia così velocemente davanti ai nostri occhi. L'elemento cruciale a questo punto è che l'indagine del passato avvenga attraverso la lente della filologia e non gli occhiali deformanti dell'anacronismo. Si basi su ricerche d'archivio, su documenti di prima mano, su una conoscenza analitica del documento primo, che è l'edificio o il contesto o il paesaggio, sui materiali di costruzione degli edifici, sulle loro tecniche costruttive. In altre parole, seguendo la metafora coniata da Arnaldo Momigliano, per la quale prima di interpretare un fatto bisogna essere sicuri che sia successo. Questo vale ancor più per un soggetto, Palladio, purtroppo spesso musa di aedi di varia natura e professione, pronti ad abbronzarsi al sole del genio, un genio, ahimè, studiato in realtà molto meno di quanto si creda.
Moltissimi sono gli scritti su Palladio, molto meno numerose le ricerche su di lui, con una bibliografia che a prima vista è vasta come un lago, ma si rivela talvolta profonda come un pozzanghera. In queste istituzioni, in queste sale, nel tempo sono nati e cresciuti molti dei protagonisti delle ricerche su Palladio. Il contributo determinante che dalla metà degli anni 60 in avanti hanno dato agli studi palladiani James Ackerman, Lionello Puppi e Howard Burns, ed è proprio il loro tentativo di radicarlo il più possibile nella cultura, nella società e nell'economia veneta rinascimentale. Devo dire di aver avuto il privilegio anche di conoscere personalmente Dennis Cosgrove, il cui The Palladian Landscape del 1993 ha disegnato la matrice di una lettura territoriale di Palladio che è la linea guida di questi studi che stiamo facendo qui oggi. E sono particolarmente onorato che fra noi sieda il professor Francesco Vallerani, che conobbi proprio grazie a Cosgrove e che ebbe un ruolo importantissimo per la conoscenza di Cosgrove in Italia con la sua traduzione del paesaggio palladiano uscita nel 2000. In questa sala trovate e sentirete nell'alternarsi dei prossimi giorni gli specialisti che negli ultimi 2 decenni hanno lavorato intensamente in archivio, in biblioteca e sul territorio per fare avanzare le ricerche di storia architettonica ma anche economica e politica di Venezia e la sua terraferma. Da Deborah Howard a Donata Battilotti, a Elena Svalduz, da Walter Pancera a Edoardo Demo e Francesco Vianello, solo per nominare i colleghi che ho qui più facilmente davanti a me. Ma la prova che il tema dell'ambiente e del paesaggio sia parte integrante della visione del progetto palladiano emerge costantemente nei 4 libri. Vorrei attirare la vostra attenzione su 2 passi noti, ma che in una giornata come questa è utile ribadire. Nel secondo libro, parlando della rotonda, Palladio dice esplicitamente che la ragione determinante per l'inusitata forma dell'edificio, unica nella sua conformazione con 4 facciate, è l'osservazione del paesaggio circostante. Palladio, vedete nel testo che leggiamo insieme, descrive il sito è fra gli ameni dilettevoli che si possono trovare, perché è sopra un monticello di ascesa facilissima, da una parte bagnata dal Bacchiglione, fiume navigabile, e dall'altra circondata da altri amenissimi colli che rendono l'aspetto di un molto grande teatro. Ieri, durante la visita del Corso Palladiano alla Rotonda, il professor Gert Blum, che è qui da qualche parte, ha fatto una lettura fantastica che avremo il privilegio di risentire con lui proprio sui legami fra letteratura latina e sito delle ville. E quindi un grande teatro circonda la rotonda e dice, onde perché gode da ogni parte di bellissime viste, delle quali alcune sono terminate, cioè chiuse, altre più lontane e altre che terminano con l'orizzonte, cioè molto lunghe, vi sono state fatte le logge in tutte e 4 le facce. Io ieri, mentre eravamo in visita alla rotonda col telefonino mio, ho fatto 4 foto proprio di queste 4 viste diverse. Quindi quello che Palladio ci sta dicendo è che la forma veramente inusitata, perché per secoli le case avevano una facciata, un fronte, un retro, la rotonda improvvisamente ha 4 facciate che quantomeno costano il quadruplo, diciamo il triplo di una casa normale, quindi è legata al suo essere una sorta di macchina per guardare il paesaggio, cioè il paesaggio intorno alla rotonda che ha generato la forma. E ricordate che in una lettera di Maganza, diciamo in un sonetto che finge una lettera di Maganza a Paolo Almerico, il committente della rotonda, Maganza ricorda a Almerico di aver avuto la villa più bella di tutti perché ha lasciato la briglia sciolta, la brena sciolta alla testa di Palladio, cioè l'ha lasciato progettare come voleva. Eh, Abbiamo la fortuna, ho detto un attimo fa, di avere qui con noi, lo sentiremo fra breve, il professor Gerd Blum, che ha scritto un libro fondamentale su questo tema della veduta dagli edifici e che ci permetterà di sondarlo nel profondo. Ma vorrei attrarre la vostra attenzione su un altro passaggio dei 4 libri, questa volta dal libro terzo, dalla parte dedicata alle strade.
eh, bisogna dire che Palladio dedica nel trattato, nei 4 libri, alcune pregnanti righe al tema delle strade e sebbene siano in gran parte basate su quanto scrive Leon Battista Alberti nel Re Edificatoria, al 4 libro, capitolo 5, Palladio esprime un sentimento inedito rispetto ad Alberti, anche rivolto all'uso degli alberi come elementi del progetto, equiparati alle case in un contesto urbano per abbellire i concorsi. Vedete come nelle città si aggiunge bellezza alle vie con le belle fabbriche, costruendo edifici di qualità, belli, così di fuori si accresce l'ornamento del mondo esterno con gli alberi, i quali, essendo piantati dall'una e dall'altra parte delle strade, con il loro verde allegrano gli animi nostri e con l'ombra ne fanno un comodo grandissimo. E anche Palladio rivendica la sua attività di architetto di strade dicendo di questa sorta di strade, sta parlando, ce ne sono molte del Vicentino e le più celebri sono quelle per la villa a Cicogna di Odoardo Tiene, il fratello, e quella di Ottavio della stessa famiglia. Stiamo parlando per l'appunto delle ville, vedete, della Tiene a Quinto, che vedete lì, e su quel tratto di strada abbiamo ragionato proprio oggi con Donata Battilotti in Bertogliana, che probabilmente è quella la strada, la parte sotto, quella che porta alla villa, è probabilmente la strada che Palladio sta rivendicando, anche se bisogna dire che qui si vede poco, ma nell'angolo, qui, vedete, c'è un'altra strada che termina con un elemento rotondo davanti all'altra villa palladiana, che è quella di Lisiera, che sapete è cominciata e mai conclusa. Ma sempre probabilmente di Palladio sono queste strade, questo modo, vedete che è lo stesso di quello di Lisiera, di raccordare con un elemento curvo l'arrivo di una strada. In questo caso ci troviamo di fronte alla villa per gli altri cugini Tiene, che vedete proprio stretta fra due strade. E anche vedete questa strada esattamente in asse con la villa Pisani di Bagnolo è, secondo Howard Burns, bisogna chiudere quella porta, se posso chiedere, grazie mille. E questa strada che vediamo in asse, che è questa, trova qui scritto Strada Nova. C'è stato un interessante dibattito con Elena Svalduz durante la giornata del corso palladiana se quella strada Nova abbia un'affinità con i fiumi novi, che invece nel caso delle parti fluviali si riferiscono a affluenti a nord, diciamo, del fiume, oppure se sia effettivamente una indicazione che la strada è stata, diciamo, realizzata da Palladio stesso nel momento in cui, a parte che qui, vi ricordate, c'era la famosa Castello di Nogarola e quella zona di Loniga è una zona dove perdura la centuria romana e sentiremo domani i colleghi delle soprintendenze che ce ne parleranno. Però a me interessava oggi farvi vedere quest'altra parte, cioè continua Palladio, dovendosi fare le strade attraverso i campi, secondo il costume antico, si farà un argine sopra il quale si cammini, cioè in modo che le strade siano rialzate, in modo da non avere luoghi dietro cui i ladri e i cattivi possano nascondersi, quindi delle strade sopraelevate. Ma questo mi ha colpito molto, cioè continua Palladio, le strade fra i campi, strade di campagna, sono belle e dilettevoli, e perciò che per la drittezza loro, per la comodità che apportano e per potersi in quelle guardare da longe e di scoprire molto paese. Cioè, una delle qualità delle strade è quella di permetterci di guardare il paesaggio in maniera estensiva. Grazie a ciò si alleggerisce gran parte della fatica e trova l'animo nostro, avendo noi davanti agli occhi sempre nuovo aspetto di paese. Cioè per noi il cambiare del paesaggio, man mano che camminiamo, è qualcosa che ci dà soddisfazione e diletto. Quindi vedete che se abbiamo in mente un Palladio concentrato esclusivamente sugli edifici, sulla costruzione, sul linguaggio degli ordini, sui rapporti con l'antico, troviamo in realtà un Palladio che è attentissimo agli elementi che invece sono parte della, di una, diciamo, visione più ampia che
riguardano invece i temi di cui interessano a noi e quindi dimensione territoriale, importanza del contesto e quindi non solo attenzione per le forme e i modi della costruzione. E ciò detto, Palladio è l'acqua, che noi vediamo come per l'appunto un elemento della, dei temi, cioè come dire, una parte del progetto più ampio a cui stiamo lavorando su questa visione di Palladio clima e ambiente, cioè che guarda non solo, scusate, per resistere con la giacca, ma sarà il faro, ma qualcosa qui non funziona. E bisogna chiudere la porta, se non si apre, scusate. E Palladio e l'acqua, perché è un tema rilevante? Il primo elemento banalmente biografico è che, come Borromini, anche Palladio nasce vicino all'acqua. Sappiamo che nasce a Padova, lungo questo canale, in Borgo Rogati, e che lavora sempre quello che vedete segnato col numero 2 sulla mappa del Valle è la bottega dove Palladio lavora dagli 11 ai 13 anni, ma poi ricordiamo che anche a Vicenza, incontrata da Pedemuro, la vicinanza dell'acqua era ovvia perché come dire, a Padova, nella famiglia Palladio, l'acqua era fondamentale per la gondola del padre, con cui il padre trasportava materiale lungo i canali padovani. Nel caso, come dire, del Bartolomeo Cavazza e dei Pedemuro, naturalmente per il trasporto delle pietre. Quindi Palladio nasce vicino all'acqua, ma anche costruisce molto sull'acqua. Per esempio, questo che vedete qui circondato è Palazzo Piovene all'Isola, e lì vedete il Palazzo Chiericati. Il Palazzo Piovene è un palazzo costruito proprio che deve la sua forma proprio alla presenza sull'acqua, purtroppo demolito a metà Ottocento prima per diciamo, costruire e poi per allargare il macello cittadino. Questa è il Cartaceo Città di Vicenza dell'843, lo vediamo qui, ma lo vediamo anche nella mappa del Dall'Acqua. Questa è una ricostruzione che dobbiamo a Giovanni Zaupa, che è quello che ha fatto gli studi più approfonditi, meritevolissimi su Palazzo Piovene. E perché è interessante? Perché quindi Palazzo Piovene, essendo qui, vedete, era come dire, la porta d'acqua di Vicenza per chi arrivava da fuori. Cioè era la prima cosa che vedevi prima ancora di arrivare al porto dell'isola e di raggiungere Palazzo Chiericati. Quindi con un ruolo veramente potente e, come dire, io penso sia legato alla visita di Emanuele Filiberto di Savoia ai Piovene a metà degli anni 60 del Cinquecento, che ha generato, secondo me, una necessità di una dimora, di un modo adeguato di accogliere gli ospiti illustri e che ha portato il palazzo. Ma non è l'unico palazzo sull'acqua, lo è anche questo famoso disegno conservato qui, cioè degli civici musei di Vicenza, è conservato qui nell'ambito del progetto comune tra musei civici, Cisa Palladio, la Bertoliana e la Soprintendenza, un palazzo su cui discutiamo molto, che non abbiamo, in cui, come dire, gli studiosi si dividono, c'è chi come Howard Burns pensa sia un palazzo per Venezia, e chi come me, come dire, mi domando se come l'escursione, Burns pensa, scusatemi, che questo sia un progetto per Palazzo Piovene, cioè per Vicenza. A me pare strano solo il fatto che, vedete, essendo qui l'attacco sull'acqua, vuol dire che ogni volta che c'è una piena, quindi ogni novembre e ogni primavera, tutto il piano terra del palazzo e quindi i fondeci di cui abbiamo notizia grazie ai studi anche di Edoardo sui materiali che stivavano, andavano sommersi. Mentre mi sembra un po' più probabile che diciamo, il fluttuare costante della marea a Venezia possa essere più legato a una configurazione del genere, ma non abbiamo questa cosa che vi racconto così, quasi in chiave aneddotica, in realtà ha generato metri lineari di scritti e di discussioni, ma ancora non è stato, come dire, trovata una soluzione. Palladio nei quattro libri rivendica di avere costruito più volte palazzi a Venezia, in realtà ne abbiamo trovato recentemente uno, grazie allo studio eccezionale
un bravissimo studioso tedesco che ha dedicato la sua ricerca, Rossler, Jörg Rossler, che ha dedicato la sua attenzione ai palazzi veneziani medioevali, di che si è accorto che questo disegno che per lungo tempo noi attribuivamo a Palazzo Thiene, l'attuale Thiene Bonillongare, per intenderci, al termine del corso, era in realtà un progetto, vedete, che i contarini che abitavano qui, quindi in questo palazzo, volendo espandere il palazzo, chiedono a Palladio. Il progetto è del gennaio dell'80, quindi come dire proprio uno degli ultimi progetti palladiani, poi non realizzato e costruito in realtà da Vincenzo Scamozzi, che realizza il palazzo Contarini agli Scrigni. La caratteristica molto interessante a mio sguardo di questo palazzo per gli studi palladiani è che i Pisani sono due fratelli e non è che uno abiti qua nel vecchio e uno nel nuovo, ma si dividono il palazzo in orizzontale. Quindi uno dei fratelli ha un palazzo che parte qua e finisce qua, e l'altro la stessa cosa al piano superiore, cioè quindi una divisione in orizzontale che ci costringe alla solita giusta ginnastica rispetto. Naturalmente l'acqua è anche come via di comunicazione un elemento costante dei progetti. Ricordiamo che nel Cinquecento le merci soprattutto, ma anche molto le persone, come vedremo tra un attimo, viaggiano attraverso l'acqua. Infatti l'acqua è un elemento che, come dire, di cui bisogna tenere molto conto nella progettazione. Per esempio, vedete, questo è il progetto di Villa Pagliarino a Lanzeo, un progetto che poi viene interrotto dall'omicidio del povero Bartolomeo Pagliarino, e che, con la morte del quale cessa la volontà edificatoria della famiglia, in cui vedete la forma di questo lungo cortile. Ringrazio Francesco Marcorin che ha costruito questa immagine. Vedete, è funzionale per portare in sicurezza dalla villa attraverso un brolo chiuso fino al canale. Ehm, ma non è certo l'unico caso, perché lavorando attualmente sul catalogo dei disegni di Palladio mi sono accorto che, vedete, la parte inferiore di questo portale, che è sempre stato ritenuto un portale per una villa, però a mio avviso, vedete, questi elementi qui che sono sotto il livello del piano della terra, e probabilmente sono perché è un ingresso dall'acqua, quindi sono delle mensole che sorreggono il portale. E anche, vedete, in villa, per esempio, Pisani a Bagnolo, anzi, proprio all'acqua, Palladio dedica alcuni dei rarissimi segni, come dire, naturalistici nei suoi disegni, che per il resto sono molto rigorosi. Abbiamo lavorato in questi giorni con Donata Battilotti proprio sul disegno di Villa Tiene a Quinto, dove Palladio proprio progetta un doppio ponte. Questo è un ponte già esistente che compare nelle mappe, e Palladio raddoppia per creare una doppia via di accesso. Questa sostanzialmente è il ponte in linea con la villa rettilinea, con la strada rettilinea di cui abbiamo parlato poco fa. Ma anche, vedete, nel caso di Villa Mocenigo alla Brenta, la forma del sito, che è la proprietà di Mocenigo, è questa. Questa è la Brenta con la sua ansa, vedete il fiume, nonostante il colore giallino, ma in realtà è perché è virato l'azzurro. E quindi questa è la proprietà, e vedete che la forma della villa, cioè queste grandi barchesse arcuate e poi delle seconde barchesse dietro, sono proprio funzionali ad avere al centro del lotto il corpo della villa, qui le grandi barchesse che si aprono verso l'acqua, e qui vedete una discesa all'acqua con dei grandi una scalinata, e un accesso posteriore verso la campagna. E ancora in questa, che credo sia un progetto di Palladio per Villa Malcontenta, questo qui, vedete anche qui l'accesso all'acqua è molto sofisticato, e lo stesso avviene in questo che probabilmente è uno dei tanti progetti che Palladio sperimenta per Villa Pisani a Bagnolo, in cui anche qui, vedete, c'è un sistema di scale di discesa che portano a livello dell'acqua qui a una specie di grotto davanti al quale attraccare le barche. E, naturalmente, proprio nel mondo delle ville l'acqua è cruciale. Guardate la dichiarazione delle tasse di Francesco Pisani, che scrive nel 66: ho una casetta a Monselese,
sta parlando di questa, la quale mi serve per fare il viaggio de Montagnana senza nessun mio utile, cioè che non mi rende niente, quindi cerca di non pagarci sopra le tasse. Ecco, questa casa serve come stazione del viaggio di Francesco alla sua villa di Montagnana, quindi possiamo immaginare che il nostro Pisani parta da Venezia, probabilmente faccia una prima sosta a Padova, poi c'è Elena Svalduz che sta proprio studiando l'uso dei canali a sud di Padova. Questa è la seconda sosta a Monselice, poi da Monselice raggiunge la villa di Montagnana. E non è solo perché suo cugino, cioè invece i pisani che hanno la villa a Bagnolo, vedete, e anche loro si fanno a Padova, cioè circa a metà percorso, un palazzo purtroppo distrutto nell'Ottocento, ma di cui abbiamo notizie nei documenti e nelle mappe, che era qui in Piazza degli Eremitani, studiato da un'ottima studiosa, Simona Tortora, e pubblicato nel corso degli studi per il centenario palladiano, in cui vedete il palazzo, questa è una vecchia immagine, questa è la faccia sul fiume, cioè la parte posteriore, e non abbiamo informazioni sulla facciata, ma abbiamo informazioni sul cortile. Quindi anche i cugini pisani hanno, cioè quindi possiamo immaginare che questi trasferimenti da Venezia alle ville avvenissero con delle pause. Edoardo mi ha dato giustamente, ma non ho mai potuto verificarlo, questo elemento che forse per capire esattamente i tempi di percorrenza possiamo guardare i manuali di mercatura e capire come erano stimati nel 500 per capire esattamente quanto poteva metterci un Pisani a spostarsi da Venezia, ovviamente via acqua, molto probabilmente, per i canali fino ad arrivare ai loro possedimenti. E quel palazzo padovano, vedete, doveva essere un po' simile a questi che ho cercato per fortuna sono entrambe piante con misure, ma nessuna di queste misure ha nessun legame purtroppo con il palazzo di Padova, quindi sono disegni per altri palazzi, ma vedete che in entrambi l'accesso posteriore è una scala che scende presumibilmente verso l'acqua. E quindi abbiamo visto come Palladio con l'acqua, come dire, venga esplicitamente in tutte le ville in relazione. È interessante che anche come Palladio progetta il movimento dell'acqua dentro le case. Naturalmente ci sono i movimenti verticali, cioè come trasferire l'acqua dal tetto al terreno. Questo di solito avviene con dei tubi, dei coni fittili incastrati l'uno dentro l'altro a creare delle sorte di tubature all'interno delle murature. Una di queste deve essersi otturata perché non riusciamo a capire le ragioni di una grande umidità in uno dei nostri muri. E immaginiamo che possa essere questo tipo di elementi, ma nel caso di Maserra il movimento dell'acqua all'interno della casa è proprio, come dire, rivendicato da Palladio. Guardate cosa scrive nei 4 libri. Dice che tagliata nel monte rispetto alla casa c'è una fontana con infiniti ornamenti di stucco e di pittura. Da questa fonte un laghetto che serve per peschiera. Quindi monte, l'acqua scende, va in una fontana e dalla fontana in una peschiera che dobbiamo ricordare era un modo per conservare vivo il pesce di acqua dolce per poi mangiarlo. Da questo luogo partitasi l'acqua scorre nella cucina e da poi irrigati i giardini, che sono dalla destra e sinistra parte della strada, la quale pian piano ascendendo conduce alla fabbrica, fa 2 peschiere con i loro beveratoi sopra la strada comune. Onda partitasi l'acqua ad acqua al brolo, il quale è grandissimo, pieno di frutti eccellentissimi da diverse selvaticine. Cosa ci sta dicendo Palladio? Questo. Palladio costruisce, vedete, una cisterna sul colle, subito dietro la villa, questa, ancora esistente. Da qui l'acqua scende per caduta e questa è la fontana di cui parlava, questa è la peschiera e poi da qui, vedete, dalla peschiera entra nelle cucine della casa. Il professor Paolo Faccio, che ha fatto un rilievo dei cunicoli idraulici della villa, mi ha promesso a breve un suo studio su questo. Vedete, poi da qui l'acqua raggiunge le fontane, una, due, tre, e poi verso la strada e quindi da qui vada ad acquare il Brolo. Quindi Palladio non solo progetta l'uso dell'acqua all'interno della villa di Maser, ma anche la rivendica
nei 4 libri, quindi è qualcosa a cui lui dà una grande importanza. Ma guardate anche come l'acqua viene usata in modo singolare all'interno della villa per Francesco Pisani a Montagnana, quello che abbiamo visto fa sosta a Monselice, oltre che a Padova, perché sorprendentemente, cosa che non diremo guardando la villa da questa parte, in realtà vedete metà della villa, un terzo della villa è costruito su un canale. Cioè, come avviene spesso a Venezia, no? In cui parte degli edifici è a sbalzo sull'acqua, questo è la stessa cosa che succede, quindi viene un canale che vediamo qui e in questa stanza ci sono una serie di bucature che potrebbero essere o dei necessari, vale a dire dei pozzi da cui scaricare direttamente in acqua, o come dice il proprietario, una botola per tirar su dalle barche dei beni. Allora le dimensioni e i rilievi che stiamo facendo ci spingono oggi verso la seconda ipotesi, ma è meglio che controlliamo meglio perché non abbiamo sondato l'intero canale, ci siamo fermati a verificare la prima parte. E nel retro di Villa Godi c'è un interessante, vedete, disegno di un elemento per l'acqua. È una bera da pozzo che Palladio disegna con una forma particolarissima che viene dai sedili del Campidoglio di Michelangelo, questa curva molto tesa qua e girata qua, in cui vedete nell'iscrizione all'interno Palladio proprio equavit, cioè portò l'acqua, viene rivendicata l'azione di Enrico Godi, Pyramidum labores, cioè con un lavoro degno, diciamo, degli antichi egizi concettualmente, con una fatica pazzesca, direbbe qualcun altro, e a questo tema proprio degli elementi per l'acqua abbiamo dedicato uno studio sistematico perché non è solo quella vera da pozzo, ma ce n'è una seconda all'interno di Villaporto Colleoni. Poi, per esempio, c'è questo interessantissimo lavamani all'interno di Villa Pisani a Bagnolo, che funzionava anche questo per caduta, cioè voi riempite di acqua questa vasca che vedete qui e poi con dei rubinetti aprite e chiudete e il funzionamento è ancora più chiaro qui nei famosi lavamani di San Giorgio, in cui proprio abbiamo la vasca qui che viene riempita e qui ci sono ancora i 3 rubinetti di bronzo che consentivano ai monaci di aprire l'acqua, lavarsi le mani e di chiudere. Quindi vedete come per Palladio l'acqua sia a scala, come dire, architettonica, a scala anche di design degli elementi. Poi Donata Battilotti ci ha presentato benissimo in questi giorni i ponti, che sono ovviamente un ovvio contributo e un'ovvia relazione di Palladio con l'acqua. Sapete che Palladio progetta, inventa questi ponti senza piloni per ovviare il problema, soprattutto nell'Alto Vicentino, della flottazione dei tronchi che, muovendosi rapidamente nell'acqua, tendono ad agire come arieti contro le pile dei ponti, quindi la necessità di inventare dei ponti a sbalzo che non entrano nell'acqua, un'invenzione sofisticata che Palladio mutua dalle grandi capriate delle chiese veneziane, per esempio quelle dei Frari o quelle di San Giovanni e Paolo, quindi delle grandissime capriate composte, vedete in pianta, qui si vede che sono una trave dentro l'altra, tenute insieme da degli elementi che Palladio, come dire, reinventa in funzione di questi ponti. Nel caso di Bassano, in cui una campata unica è impossibile, vedete che anche qui le pile come lame di coltello servono proprio a ovviare il più possibile il tema della percussione dei tronchi. Poi naturalmente i ponti, diciamo, molto ideali per Venezia, ma anche dei ponti, come dire, del territorio qui, intorno a Vicenza, che purtroppo non possiamo più studiare perché sono tutti stati demoliti. Donata Battilotti ha scritto un libro sui ponti di Palladio, che però, vedete, erano interessanti perché pur nella sommarietà di questa mappa emerge proprio questa idea questi elementi di tabernacoli sui pilastri che poi sono gli stessi, vedete, che troviamo nel ponte di Torri di Quartesolo. Quindi una produzione sistematica di ponti in legno, i primi che avete visto sul Cismon per esempio, e di ponti in pietra. Naturalmente l'ultima
modo in cui dobbiamo tenere in mente questa idea dell'acqua è sulla la condizione unica veneziana di questa come dire, distanza che l'acqua ci assicura e che rende unica la leggibilità delle facciate, cosa che avviene solo a Venezia. Abbiamo messo una foto di San Giorgio che è la più esplicita, ma pensate al Redentore. Questo porta per Palladio a un disegno delle facciate delle chiese molto sofisticato e anche con, come dire, un dialogo fra facciate diverse. Si può seguire a partire dalla prima in San Francesco della Vigna all'ultima del Redentore una sorta di evoluzione nel sistema palladiano di concepire la facciata. Una novità recente che dobbiamo al più grande studioso che c'è in circolazione di Palladio a Venezia, che è Gianmario Guidarelli, è la dimostrazione che la facciata di San Giorgio, a lungo ritenuto sulla base delle ricerche del professor Andrea Guerra come una facciata di Scamozzi, in realtà è una facciata interamente palladiana, anche perché l'angolo della facciata con questo angolo qui era interamente pagato nella primavera del 1572, quindi, come dire, era già in opera e non può che averla fatta Palladio, che governa il cantiere fino all'80. Facciate delle chiese, ma anche questa, e vorrei chiudere con questo, che è il più bizzarro degli edifici palladiani, almeno rispetto a come lo conosciamo, cioè questa villa palladiana su cui abbiamo discusso molto con Simone Rauch, al Lido, all'attuale Quattro Fontane, che era una villa per il Pisani, per il Daniele Pisani, che era uno dei fratelli di Bagnolo, una villa ipersingolare, vedete, a 2 livelli. Questa è una ricostruzione perché il ritrovamento della villa la dobbiamo ad Anna Bedon, studiosa dell'Università di Venezia. Una villa, vedete, a 2 livelli con 2 logge, una che guardava verso il mare aperto, l'altra che guardava verso la laguna. È, come dire, un Palladio marino inedito, che però ha anche qui una relazione particolarissima con l'acqua, perché anche qui, diciamo, l'altezza dell'edificio, le doppie logge sono legate sostanzialmente a quello. Bene, ho cercato di costruirvi, come dire, un frame all'interno del quale provare a dimostrarvi come Palladio e l'acqua sia un tema centrale per la produzione palladiana, e l'idea di queste 2 giornate di studio è nata proprio con Walter Pancera, Edoardo Demo e Francesco Vianello, soprattutto nel tentativo, come dire, di capire come poterlo allargare dalla scala, come dire, strettamente della storia dell'architettura palladiana ad uno sguardo più largo che riguardasse le politiche territoriali della Serenissima. E a questo che vi lascio. Credo che il primo intervento sia di... sei tu, Val? Ah, Francesco, ecco, del professor Francesco Ballerani. Abbiamo già detto, è rientrato dal Paraguay per noi, dove era da diversi mesi in missione di studio, lo ringraziamo. Francesco Ballerani è una figura per me importantissima nella nostra regione, di grande specialista dei sistemi fluviali. Come vi dicevo, è lui che mi ha fatto conoscere Denis Gosgrove e che poi ha curato, come dire, la presentazione in Italia del lavoro. Quindi è con grande piacere che ti chiedo di venire qui. Francesco, grazie. Bene, grazie. Intanto intervenire dopo questa lezione magistrale davvero veramente interessante, fantastica. Ho imparato moltissime cose e ho trovato conferme in altri aspetti della mia ricerca. Il tema è la rete idrografica, è un tema molto generico, sì, e cercherò di dare un taglio un po' interdisciplinare che fa parte della mia tradizionale modo di pormi, essendo geografo culturale, avendo anche una formazione di geografo fisico, per cui volevo proprio partire dal contesto geografico
che ci serve a comprendere le nostre tematiche. Quindi abbiamo una regione fisica che è bene ribadire l'importanza di questa peculiarità rispetto ai paesaggi fisici di tutto l'arco mediterraneo e quindi la presenza di una pianura alluvionale, la presenza di corsi d'acqua che hanno a che fare con un breve percorso, per cui per esempio al Piave passiamo dai 2200 metri, una delle tante sorgenti, abbiamo 220 km, arriviamo al mare, appunto Guido gentilmente ha evocato la mia ricerca in Paraguay, pensiamo da Asunción al mare, all'Oceano Atlantico, abbiamo una differenza di 200 metri di altitudine in più di 2000 km. Quindi potete immaginare il gradiente, cioè le pendenze, che ruolo giochino in questi contesti. È altresì vero, e con Denis se ne parlava tantissimo, dell'urbanizzazione, quindi di questa importanza che ha anche il paesaggio attuale, ma soprattutto quello del passato, che ci aiuta a capire il perché della città diffusa affonda le radici su questa abitabilità enorme che ha la pianura veneta a partire dalle centuriazioni, le parrocchie, i comuni, le frazioni, cioè abbiamo una rete dove la presenza umana era assolutamente significativa. Ecco, volevo un po' qual è il motore delle dinamiche che costruiscono il paesaggio veneto. Ci insegnano il primo anno di geografia che il processo di erosione, trasporto e sedimentazione sta alla base della formazione della costruzione della pianura e quindi anche dei materiali che poi verranno utilizzati dai nostri architetti. Le pendenze sono molto accentuate, quindi è la pendenza l'elemento dinamico fondamentale che dobbiamo tenere presente quantomeno fino alla linea delle risorgive, ovvero al confine tra alta pianura e bassa pianura, dove abbiamo proprio l'importanza di questa velocità che modifica le portate, i processi erosivi e soprattutto la sedimentazione che poi avviene con la diminuzione vistosissima delle pendenze a valle della linea delle risorgive fino alla fascia costiera. È evidente che le pendenze generano energia. Questo è fondamentale nel capire e interpretare le mappe, cioè tutti quei segni che indicano la presenza di ruote idrauliche non possono prescindere dalle dinamiche della costruzione tettonica, dell'evoluzione terziaria, cioè un po' di sana geologia può essere utile a capire molto delle nostre ricerche, dei nostri studi, le rocce che noi consideriamo come materiali e che lo stesso Palladio conosceva, e, ma anche, visto che abbiamo parlato di acqua come via di comunicazione, noi abbiamo, che passiamo dal prelievo di risorsa della biodiversità forestale che si trasforma da bosco, si trasforma in materiale edilizio, ma prima diventa barca, diventa natante, diventa qualcosa che scende, che galleggia e che finisce, tutto sommato, poi, voi sapete meglio di me, chi si è occupato di storia dal punto di vista archivistico, io ho trovato dei documenti ottocenteschi che raccontano come venivano legate alle zattere e venivano anche condotte soprattutto col problema che c'era nel basso corso dove le pendenze erano pressoché limitatissime. La cartografia è ricca anche ecco qua, sì. È ricca anche la documentazione, Paolo Veronese ovviamente, e poi tutta la cartografia. L'archivio di mappe di Piazzola, per esempio, è ricchissimo di queste indicazioni, di questi segni di trasporto di barche attraverso la fluidazione e con le zattere. Questa arcinota documento iconografico di seconda metà del Cinquecento racconta anche il trasporto di merci. Non occorre essere esperti in storia della letteratura. Sebastiano Vassalli, Marco e Mattio è un romanzo che chi non l'ha mai letto lo consiglio la lettura perché celebra il trasporto delle zattere, si pagavano dei biglietti, Tiziano stesso probabilmente ha viaggiato in zattera ed erano barche che venivano sciolte una volta a destinazione, un po' come avviene lungo la Dordogne in Francia, dove a Bergerac vengono costruite delle barche
La Dordogne è un fiume con delle pendenze piuttosto accentuate, è come The River of No Return, il famoso film. In pratica non si può più tornare indietro. Quel materiale viene utilizzato a Bordeaux o da Saint-Émilion per fare chini, damigiane, botti, tutti elementi. Le barche hanno già una forma preordinata per essere trasformate in contenitori per i pregiati vini del Bordolese. Um, Boschi ovviamente è fondamentale nel discorso ecologico, visto che parliamo anche di architettura, ambiente, interdisciplinarità. È fondamentale, per esempio, i boschi di San Marco come elemento che danno vita all'idea di viaggio, l'acqua come trasporto, come elemento che ci consente di poter raggiungere varie località ed è questo, mi ha molto interessato la possibilità di studiare i manuali di mercatura per poter capire i tempi di trasporto. L'unico dato molto, molto così naif che ho potuto cogliere da una lettura della Confessione in italiano, quando racconta Ippolito Nievo che il viaggio in barca da Venezia a Portogruaro erano 52 ore di zanzare, caldo, fatica, difficoltà di trovare il barcaro che ti desse il cavallo per il traino, insomma tutta una serie di problematiche legate alla navigazione. Teniamo presente navigazione, che sarà la parola chiave della mia ricerca. Da un punto di vista tecnico è importante considerare la tipologia dei corsi d'acqua, soprattutto la loro dinamica di trasporto tra l'alta pianura e la bassa pianura, quindi a cavallo della fascia delle risorgive, dove abbiamo dei fondali che sono degli alvei a fondo mobile. Questo per dire che se fate una foto agli argini anastomizzati di Brenta, Piave, Tagliamento, Adige, un anno, l'anno dopo non saranno mai gli stessi. C'è questa continua variazione, fa la bellezza e l'attrattività geomorfologica che crea anche delle problematiche piuttosto significative nei confronti della gestione proprio dei sedimenti e del trasporto solido. Questo è il Brenta, a pochi in linea d'aria siamo già a valle della linea delle risorgive, quindi c'è già una ricarica, e lo si vede dal tipo di acqua, la qualità dell'acqua, ed è importante il trasporto solido, le granulometrie miste, il cambio di granulometria. Consiglio a chiunque di camminare lungo uno di questi argini e fare una raccolta di sassi. Troverete dei porfidi quarziferi di cima d'asta alle sieniti, i scisti, trovate di tutto, le selci, le intromissioni di filoni in ambito calcareo, rocce metamorfizzate, quindi è veramente un manuale di geologia. Questo era ben conosciuto da Andrea Palladio, anch'io mi sono permesso di menzionare questa citazione. Le pietre che si pigliano dai fiumi e torrenti, cioè i ciotoli o cuocoli, fanno calce buonissima, che fa molto bianco e pulito lavoro, onde per lo più si usa nelle intonicature dei muri. Quindi è importante, mi immagino Palladio che camminasse tranquillo in cerca di le rocce più candide, più belle, da destinare poi alla manifattura delle fornaci per trasformarle in calce, dunque per rivestire i suoi magnifici progetti. Dicevo della linea delle risorgive. È un punto di contatto molto importante di affioramenti che ha una sua funzione decisamente in senso ecologico di ricarica, di autodepurazione, diremmo oggi. All'epoca avevano un aspetto un pochino più repulsivo. Ciò non toglie che qui si concentrasse il maggior numero di ruote idrauliche, anche perché c'è tutta una idrografia naturale di risorgiva che si interseca col sistema delle rogge che venivano prelevate a monte. Tutto il sistema delle rogge legate a Villa Contarini lo racconta e anche la cartografia. E quindi è importante tener conto di questi ambienti che, per esempio, la foto che vedete proprio quella di sinistra, potrebbe essere l'ambiente che vedeva Palladio, che si vedeva, è rimasto immutato, quindi una forte presenza naturale, una grande presenza di surtumi acquatici di difficile accesso, che ha generato anche mitologie, storie, leggende di pericoli, di pozzi senza fondo, di occhi da cui emergevano urla notturne, eccetera. Volevo
porvi all'attenzione anche uno dei capolavori, secondo me, delle città d'acqua più belle a livello europeo, che è Portogruaro, quindi la città sull'Emene, è un punto di incontro, fra l'altro, di età medievale, costruito poco a monte di Iulia Concordia. E Iulia Concordia era il porto fluviale, che consentiva proprio come un sistema a pettine, quindi Opitergium, Altinum, Pitergium, Concordia fino alla Tisana e ovviamente Aquileia, che consentiva la navigazione anche marittima di risalire questi corsi d'acqua. Portogruaro è l'appunto di cesura e vedete che c'è un salto d'acqua. Qui è possibile insediare mulini e diventa nel 1142 la fondazione, più o meno questa è la data, diventa un sostituto ma anche un punto di cerniera per le carovane verso soprattutto la Valle del Tagliamento. E quindi è una funzione nei paesaggi d'acqua del Cinquecento. Diamo anche uno sguardo verso est. Veniamo alla bassa pianura. La bassa pianura è fondamentale perché qui sì, ma io ho visto che è la pianura dei miti, è la pianura dell'eroe fondatore, sono le pianure del grande viaggio di conquista e di esplorazione vitale, il grande fiume, da Antenore ad Enea. Ma è la stessa cosa che ho trovato per esempio nel Rio Paraguay o per esempio nel Rio Paranà, dove abbiamo Sebastiano Caboto che è risalito fin quasi a Rosario, alcuni dicono fino addirittura all'attuale Santa Fe, cambiando barco ovviamente, per cercare l'argento di cui aveva sentito, avevo notizia. Quindi c'è questa dinamica nautica, il moto ben conosceva le maree, quindi non si è sorpreso per nulla rispetto alle dinamiche di marea vistosissime che ci sono in Oceano Atlantico, un po' come il Dise d'Amosto quando scende giù verso l'isola Bijagos a sud del Senegal, e interpreta questo andamento regolare e gli consente di risalire il fiume Gambia, per esempio, per qualche decina di chilometri, di miglia marine, anzi. Ecco, qua è importante i piccoli fiumi, quindi tutta l'idrografia minore che ci serve a comprendere una certa familiarità che si costruisce con i paesaggi d'acqua. Per non parlare dei tagli, il primo è il taglio del Nuovissimo, il secondo è il taglio del Sile. Siamo negli inizi del XVII secolo, che però sono un po' quello che è stato fatto nella Mesopotamia d'Italia col taglio di Portoviro, famosissimo. Questa mappa ci indica la ricchezza di vie d'acqua che ci sono in tutto l'entroterra di Venezia. Quindi quando ci cimentiamo nello studio della villa, è importante anche cimentarsi nello studio dell'organizzazione dei piccoli villaggi, delle dimore rurali, di tutto il sistema insediativo che io estenderei anche al Cremonese, che ho scoperto essere un'area ricchissima, tra l'altro veneziana, almeno il bacino del Serio, con Crema, ed è molto importante dunque approfittare di queste conoscenze legate all'ingegneria idraulica. Questa mappa del 1612 ci mostra che in neanche 10 anni quanto materiale, quanta portata di sedimenti ha già costruito l'attuale delta. E il meccanismo è quello delle barre di foce. La barra di foce è un sedimento che viene rilasciato con l'alta marea, essendo che l'Adriatico non è come l'Oceano Atlantico, il mare del Nord, che ha una capacità enorme di ripulire con le sue maree, è molto più blando e gentile l'atteggiamento dinamico che ha il mare Adriatico, per cui è possibile che si formino queste barre di foce. Sono l'antefatto delle lagune, quindi è ben noto questo processo di risparmio. Questa invece è una foto satellitare che ci mostra i milioni di metri cubi all'anno di materiale solido che viene veicolato da fiumi come il Po, soprattutto a seguito del disboscamento iniziato già nel tardo Medioevo dei fiumi del lato della destra idrografica, cioè quelli che scendono dall'Appennino. Quelli che scendono dalle Alpi hanno quelle specie di enormi contenitori che trattengono le sedimentazioni che sono i laghi, il sistema lacustre. Qui è interessante la Mesopotamia d'Italia, perché è una miniera sconfinata di ricerche non fatte, che va dall'archivio degli Estensi di Modena a Ferrara, Rovigo, Mantova, chi più ne ha più ne metta, per studiare queste piccole vie d'acqua, che sono veramente
utili per cogliere le dinamiche che voglio raccontarvi e che già vi sto raccontando. Sono delle geografie dimenticate che fanno comunque un reticolo organico, assolutamente importante. Questo che vedete, eccolo qui, è il canale scortico. A molti dice parecchio, a moltissimi dice nulla, se non addirittura neanche agli stessi abitanti di Lendinara o di Fratta Polesine. Scortico. Sembra una parolaccia, addirittura. In realtà è un canale estremamente interessante perché collega l'Adigetto al Canal Bianco, ma soprattutto si trova in un hub palladiano che è Fratta Polesina. C'è una cosa di una importanza unica, poi ci sono ovviamente mulini ed è questo accessibilità alle ville. Manca tutt'oggi un attenta, accurato studio delle dinamiche nautiche che collegavano questa villa. Abbiamo parlato prima di Montagnana, è da supporre che ci fosse un altrettanto vivido commercio, collegamento tra Digetto e Canalbianco. E questo è un po' il tema che mi affascina e vorrei chiudere, diciamo, questa prima infarinatura geomorfologica con le lagune orientali. Ho nominato prima Portogruaro, ma vorrei nominarmi questa ricchissima rete idrografica che connota il territorio di Caorle, perché è la rete tra Livenza e Tagliamento. C'era una laguna, era un po' la Marca orientale, pre-Friuli, era patriarcato di Aquileia, ma aveva tutta una serie di dinamiche idrauliche che sono state del tutto ignorate dall'ingegneria idraulica veneziana fino al 1640. Di fatto, liberi tutti i fiumi di portare le loro eccedenze, tant'è che qui abbiamo le bonifiche per colmata in senso naturale. Veniva lasciata spandere la Livenza, creando ovviamente problemi ai Carlotti, ma chiaramente Carlo non è Venezia. E quindi ci troviamo in un contesto idraulico di profonda trasformazione di queste campagne. Voi direte, è pur vero che il Lemene è un fiume di risorgiva, la Lugugnana di risorgiva, Caomaggiore, sono tutti fiumi che non hanno portata solida. Ma vogliamo parlare un po' del tagliamento quando rompeva quando rompeva poco a valle di Latisana dove c'è il Cavratto? Era veramente uno sfogo del tagliamento. Voi immaginate milioni di metri cubi per ogni alluvione che si sedimentava poco a valle, questa era tutta laguna, è stata progressivamente interrata. Dall'altro lato c'è la Livenza e concludete lo stress che avevano questi poveri pescatori di Caorle, soprattutto dopo che nel 1439 avevano avuto il privilegio, la libertà di essere vagantivi. Cioè c'era un commons, un water commons, assolutamente funzionante, che garantiva la sopravvivenza di queste miserrima comunità di cittadini veneziani che potevano vivere o di pesca, o di contrabbando, o imbarcarsi nelle navi che andavano verso Oriente. Non dimentichiamo che Caorle è uno dei punti fermi evocato da Giuseppe Rosaccio nel suo viaggio di iscrizione da Venezia a Costantinopoli nel 1599. Quindi Caorle è questo ambiguo territorio che poi arriva la cartolarizzazione, la vendita, la messa in vendita delle prese, delle 12 prese di Caorle, lasciandone una sola ai pescatori e creando uno dei primi conflitti ambientali ben documentati, che racconta cosa succede. Ecco qua ancora col Fonzac, territorio che poi è stato decisamente abbandonato, ma qui voglio aprire l'aspetto più forse, e vi chiedo perdono se oso attivare questa interdisciplinarità, ovvero volevo introdurvi, se non l'avete già fatto nei vostri studi, alla psicologia ambientale, cioè cercare di capire le dinamiche che hanno portato a quello che ha descritto prima Guido, cioè questa affezione per l'acqua. Io cercherò di portare dei documenti, soprattutto perché um, ognuno di noi è portatore ancestrale di una predilezione per qualunque corpo idrico. Questo è importante, perché ciò evolve che è un dato fisico, un dato ancestrale, inconscio, da parte di noi quadrumani, diventati poi bipedi, che si sono evoluti nella percezione del rapporto con l'ambiente. Quindi innata idrofilia e fitofilia, e quindi questo interesse per il verde, le chiamano i pianificatori blue and green planning.
Quindi abbiamo una teoria ecologica della percezione, che però si nutre anche della biofilia, tutto quello che riguarda la nostra percezione nei confronti di ciò che è vivo. Il ruolo scientifico della geografia emozionale ormai ha preso piede abbondantemente, perché abbiamo ricerche che parlano proprio di idrofilia. L'idrofilia che è opposto a idrofobia. Idrofobia non è molto studiata perché si parla soprattutto in caso di calamità, di una diga che crolla, di un'alluvione, eccetera. Ma quello che interessa è il senso di benessere che determina la presenza di un corpo idrico. Mi ha colpito quello che ha detto Guido, l'albero fa grandissimo comodo, l'ombra. Andiamo a vedere i parcheggi dei centri commerciali di adesso, raccontatemi dove c'è un albero e se c'è, come lo potano. Scusate, è per farvi capire, entrare dentro le nostre percezioni. Quindi è fondamentale questo tipo di approccio perché l'importanza dell'acqua, quelle preferenze, affetto e senso di recupero, proprio di salute, lo chiamano salutogenesis, rispetto ai beni naturali ma anche le scene costruite, quindi un waterfront urbano, quindi il potere rasserenante. La psicologia sperimentale è quella che si avvale di questionari, vi risparmio tutta la biografia ricchissima, parla di processi rigenerativi dimostrati dalla vicinanza di un corpo idrico. E qua veniamo a ciò che ci interessa più da vicino, ovvero Vaucluse, ovvero tutto quello che ha raccontato Petrarca, ma non solo lui, nei confronti di ciò che ha a che fare con la presenza del bel luogo acquatico. Il bel luogo fluviale è il contesto umanista del petrarchismo veneto, dove si apprezza il ruscello sorgivo, modesto di vagare con stretti meandri, lungo basse sponde, orlate di prati, verdi e delimitati da boschetti, eccetera. È un po' una iconografia del luogo rasserenante, specie in giornate dopo 2 mesi di ondata di calore. Penso che ognuno di noi abbia aspirato a un bel luogo di questo tipo. Ma veniamo a un post petrarchesco che è Antonio Baratella, nato a Loreggia. Loreggia siamo in piena area di Risorgiva, tra Cittadella e Castelfranco, dunque un luogo repulsivo per tutta, per esempio, gli investitori, i Corner che avevano Villa a Cavasagra, raccontano che era una terra piena di surtumi, difficile da drenare, quindi repulsiva. Baratella fa un discorso diverso, elogia questi fiumi, li latinizza, la vandura diventa la lavandula, il musum diventa muso, la rustica diventa il rusticus, l'oreggia diventa l'aureia, proprio il laurus, che cinge la testa del poeta. Questo è il paesaggio che troviamo dove descritti da Baratella. Queste sono le ritrosie meridionali. Quindi troviamo nel bel mezzo della città diffusa ancora dei lacerti che ci rammentano questo tipo di paesaggio. E se avessimo il tempo di somministrare dei questionari ben strutturati rispetto al senso estetico che genera e il processo di percezione che innescano questi paesaggi, avremo dei risultati molto interessanti. Passiamo a Vicenza, non potevo non menzionare il Crater Vicentinus del Sabellico. In una traduzione per le Faustissime nozze del 1843 di Francesco Testa, che traduce e inventa di fatto, ma racconta che potrebbe essere una risorgiva del Bacchiglione, d'ogni intorno apparia la primavera e sul ceruleo letto infra le rive, dove s'udian gli eugei, limpido il fiume, i pronti boschetti e i verdi prati, già serpeggiando con ameno corso. Quindi abbiamo già un'idea di estetica, idrofilia, passione per i luoghi d'acqua. Ma veniamo a chi l'acqua invece la frequentava tecnicamente, ed è Marco Cornaro, con la sua questa è la prima documentata ispezione fluviale che inizia il 15 marzo del 1442, è stato incaricato dalla Giustizia Vecchia per fare un censimento dei boschi nei territori che si trovano a nord-est della laguna. Quindi è interessante anche qui, per esempio, quando parla delle Grassaga, Bidoggia, racconta a Terada, fu vista la Bedoia sulla quale una grandissima quantità di legne e bella et legname da nave, item ne fo mostrata la rosta del Montegan, il Monticano, che collegava Oderzo alla Livenza,
i quali si lamentava che i burchi grossi non poteva passare, voleva che ditta fosse largada e conzada. Ecco, in questo caso stiamo parlando di mobilità nautica. Noi diamo per scontato che Cornaro, ovviamente, essendo veneziano, abbia lasciato le acque tranquille della laguna e si sia immesso in qualcuna delle vie d'acqua che lo portavano verso la rete che sta tra Sile, Piave e Livenza. Ed è interessante perché tutta la rete idrica va interpretata come uno strumento d'accesso, cioè è un bene né più né meno come le foreste, come i pesci, è un bene comunale, perché consente pratiche di usufrutto. Se il fiume è praticabile, se non è interrato, se non necessita di manutenzione, può consentire lo sfruttamento di questi beni. La barca, a sua volta, ci porta in una prospettiva acquatica. Noi abbiamo la corporeità galleggiante. Dobbiamo immetterci sempre, pensando alla psicologia ambientale, al fatto che la nostra prospettiva terrestre viene abbandonata quando montiamo a bordo di un natante. E quindi la barca è un mezzo che ci consente di entrare in un corpo idrico che non è quello naturale. Quindi è fondamentale cogliere questo tipo di percezione perché pone il problema delle relazioni tra rete idrografica e la idrosociologia che ha composto tutte le strutture sociali troviamo non solo nell'area costiera, ma nella terraferma veneta, soprattutto dove ci sono degli affacci fluviali. Ecco, un altro caso è quando racconta dei burchi come d'inverno avanti, era periodo 20, erano naufragati 23 burci di piavesani, cioè di gente e comunità che vivevano lungo il Piave, perché non potevano navigare per dentro via, cioè per sistema di canali, in quanto interrati, e si sono cimentati per portare le merci uscendo in mare aperto. Quindi immaginate, burchi da carico, basta uno scirocco da 15 nodi, che muove onde di 1,5 metri, per mettere in crisi queste barche di pieno carico a fondo piatto. E quindi immaginate l'importanza di avere un collegamento da dentro via efficiente, soprattutto dopo il 1599, cioè la costruzione di Palmanova. E qui c'è tutto il tema dei pescatori come consulenti di Marco Cornaro, ma non solo di Marco Cornaro, del Saladino, di tutta la generazione di ingegneri d'acqua che interrogavano i pescatori. Tutto un saggio di un collega Foscarino che ha lavorato sui documenti d'archivio per vedere le relazioni, le interrogazioni che si facevano a questi uomini pratici, anche se non letterati, illetterati. Passiamo dalla quotidianità tecnica di Marco Cornaro a qualcos'altro. E qui ci troviamo nel momento ludico per eccellenza, nel momento idrofiliaco per eccellenza, ovvero la celebrazione in assoluto più iconica, più importante del piacere di essere a bordo di una piccola barca e di approcciare un paesaggio ostile a chi volesse avvicinarsi con la mentalità terrestre. La famosa, diciamo, caccia in laguna che racconta di una visione, per la prima volta noi abbiamo un'idea arcadica della laguna, un playground, un campo gioco per questa nobiltà veneziana e ci racconta questo approccio con la laguna come un bene non da demonizzare. È la prima volta che troviamo un elogio degli spazi anfibi, degli spazi umidi. Tant'è che poi lo troviamo anche in Tintoretto, nella Fuga in Egitto della Scuola di San Rocco, o ancora di più in Luigi Ferdinando Marsili. C'è un manoscritto magnifico da studiare ancora, che è all'Archiginnasio di Bologna, che è Agri Bologniensis Palustris Historia, e racconta proprio quanti vantaggi ecologici provengono dalle aree umide. Ricordate che Marsiglia era un guerriero, ingegnere militare, lavorava per il potere, per gli ingegneri più tradizionali, eppure aveva questo sguardo di, chiamiamola idrofilia palustre, possiamo ecco dire. Perché no, anche in questo famosissimo rappresentazione di Carracci, il paesaggio della Washington National Gallery, dove abbiamo una barca, è il primo paesaggio d'acqua in cui non c'è un elemento antropico, non c'è una città in distanza, non c'è un ponte, non c'è una lavandaia, un pastore col flauto e le pecore, c'è solo la barchetta
con boga in piedi e delle persone che non sono pescatori, sono gente portati a spasso, portati a spasso dal barcaro in un ambiente decisamente selvaggio, wilderness, potremmo dire. E poi c'è Pietro Bembo, forse voi conoscete la famosissima lettera ad Agostino Foglietta del 6 maggio 1525. Bembo aveva una casetta, ben raccontata da Lionello Puppi, a Santa Maria di Non, ben famosa perché poi con Ramusio erano vicini di casa, eccetera. E dice a un certo punto, la sera, ne manca oltre a ciò che con una barchetta, prima per un vago fiumicello, la bellezza, un vago fiumicello, che dinanzi alla mia casa corre continuo, e poi per la Brenta, perché effettivamente la Piovega è a pochi metri dalla Brenta, io non vada la sera a buona pezza diportandomi, ecco il divertimento, qualora le acque più che la terra mi vengono a grado. Più idrofilia di così? Assolutamente, è una celebrazione incredibile. Quando l'ho fatta leggere ai colleghi psicologi, ma questa è fantastica, eccezionale, veramente aiuta la nostra retorica scientifica, la nostra ricerca. Ovviamente, sì, è Gualtiero Padovano, tra l'altro ci consente anche di pensare a quello che diceva, è stato menzionato prima, Leon Battista Alberti, sulle tematiche degli affreschi di Villa. Anche lui ci rallegriamo grandemente. Questo esprime un atteggiamento psicologico di benessere, cioè l'affresco che raffigura le amenità delle regioni, i porti, le peschiere, quindi i luoghi d'acqua, i luoghi da caccia e da nuotare. È la prima citazione del nuoto, cioè che si nuota per diletto, per piacere. Sono delle basi che dobbiamo veramente tener conto. E poi arriviamo agli stranoti contributi ancora di Annibale Carracci, la pesca. Cosa abbiamo qua in primo piano? Scusate. La barca. Ancora una volta la barca. Ancora una volta non è solo il pescatore che pesca, raccoglie le reti, ma abbiamo gente che quasi fa un picnic. Abbiamo persone che sono lì non per diporto, non per pesca, ma perché è bello galleggiare, esplorare un paesaggio. Ecco, la barca diventa uno strumento di conoscenza. Quindi non solo ruolo utilitaristico, ma anche mezzo per la piacevole esperienza conoscitiva. La pesca, i pescatori. Abbiamo sempre sentito parlare di pastori. Mi viene in mente Bernardino Rota, fine 500, quando parla delle egloghe pescatorie, riferendosi a Jacopo Sanazzaro. Quindi è importante anche questo elemento. È il contraltare dei pastori, sono i pescatori, altra classe sociale di miserabili. Quindi il fascino della mobilità acquatica, l'apoteosi è questo. Paesaggio fluviale di Berlino, dove abbiamo addirittura 4 barche. Qua si vede male purtroppo, c'è una in primo piano, finché arriviamo sullo sfondo, una barchetta, qui abbiamo un concerto, c'è un liuto, quindi è una situazione assolutamente di svago, di piacere. Quindi è fondamentale, non facciamoci influenzare dalle architetture. Là abbiamo già un anticipo dei capricci robinistici che arriveranno da Carlevaris in poi. Ma è questa aggregazione del galleggiare, del navigare, del divertirsi, del nuotare, che vorrei fosse chiaro nella mia analisi dei paesaggi d'acqua del Veneto. Grazie. Molte grazie Francesco. Tra l'altro ho cercato che dopo ti mostro che la medaglia autoritratto di Pietro Bembo c'è lui su un fiume, no? Su un piccolo fiumicello sotto un albero, quindi probabilmente sono proprio le cose di cui hai parlato tu. Bene, è il momento di Walter Pancera, collega da tanti anni. Walter Pancera è una figura che con Edoardo Demo, come dire, ha cambiato veramente la storia anche dell'architettura, sorprendentemente, del Rinascimento vicentino, perché sapete che sono stati loro due ormai 20 anni fa, penso Walter, 25, anche di più, a, come dire, rompere quel pregiudizio che voleva l'aristocrazia vicentina e i committenti palladiani, la visione soprattutto di Leonello Puppi in quel caso, come un'aristocrazia
tra virgolette, come parassitaria, rentier, e trovando invece i registri contabili e accorgendosi via via che le famiglie nobili vicentine in realtà erano impegnate in prima persona nella gestione delle aziende familiari, o almeno direi un ramo della famiglia, come dire, specializzato in questo. E quindi dobbiamo moltissimo a questi due studiosi, quindi chiedo a Walter di venire qui. Walter, se devi mostrare qualcosa, se rosso, e qua vai avanti qua. Con la freccetta, no? Grazie intanto dell'accoglienza e delle parole lusinghiere di Guido, come al solito, che mi liscia un po' il pelo, ma comunque va bene così. Io scenderò e ho cercato qui oggi di presentarvi un po' una specie di sintesi su questo tema appunto del rapporto tra la Repubblica di Venezia, quindi il governo veneziano, e la gestione delle acque. Mi scuso se alcuni di voi conosceranno bene queste cose, mi esimo subito dal fare un ragionamento sul problema delle acque in generale, perché sono stato preceduto da chi più di me ha competenza, direi, in questo. Mi riferisco appunto all'amico Vallerani, se non aggiungendo solo una piccola cosa riguardo al sistema complessivo, che buona parte di questi corsi d'acqua, e soprattutto i due centrali, diciamo, il Brenta e il Piave, o la Brenta meglio, e il Piave, sono due corsi d'acqua che hanno un corso relativamente breve e una portata molto variabile, quindi di regime che potremmo definire torrentizio. Poi avremo i due grandi bacini meridionali, quindi l'Adige e il Po. Infine, insomma, il sistema di risorgiva di cui ha parlato già molto Vallerani, che dà vita a un solo grande fiume, in realtà, che è il Sile, e di cui poi appunto parleremo, lo sottolineo per questo, e poi una miriade, come abbiamo visto, di altri corsi d'acqua. Chiudo su questo perché abbiamo già sentito molto bene quali sono, com'è, insomma, la situazione generale a livello idrogeologico. Vorrei solo portarvi a fare un piccolo spostamento di prospettiva. Questa è un'immagine ovviamente della laguna di Venezia, Velme, canali, acque, per dire che dobbiamo immaginare che ancora nel XV secolo anche una parte non indifferente della terraferma, perlomeno per quel che riguarda la bassa pianura, doveva presentarsi con un'immagine simile. Quindi noi siamo abituati ad avere, ecco, qui c'entra anche la psicologia dello sguardo in questo caso, ad avere una percezione netta della divisione, è vero, fra l'ambito lagunare, non solo quella veneziana, ma anche le altre, Marano per esempio, no? E la terraferma, mentre così inizialmente, o meglio, ancora nel basso medioevo non era, con la presenza anche di aree paludose e di laghi planiziali di pianura dentro ad aree interne, potremmo dire, della terraferma veneta. L'esempio più evidente è quello padovano, da ovest, diciamo, ad est, il lago di Vighizzolo, la palude Agrignola, la fossa Loara dei lupi, vero? Che si estendono, vero, dalla bassa padovana fino alla laguna. Quindi in sostanza dobbiamo pensare a un territorio che, contrariamente a come appare oggi, è forse molto più simile a quell'immagine della laguna oggi che vediamo. Questo per spostarci e per dire poi, per passare al problema centrale che interessa me oggi, cioè il governo delle acque, no? E che cosa si fa in relazione a questo e perché soprattutto si fa questo. La situazione allora è, diciamo, preesistente all'intervento molto più sistematico in senso proprio di sistema attuato alla Repubblica di Venezia, perché problemi di controllo delle acque ovviamente c'erano già prima, di sfruttamento delle acque, di utilizzo delle acque, e quindi abbiamo tutta una serie di questioni di interventi attuati dalle singole città o
dai comuni prima, dalle signorie e poi basso medievali, a partire già dal XII secolo almeno, che hanno però una caratteristica fondamentale di essere degli interventi, diciamo, frammentari, cioè degli interventi mirati a una singola questione, a un singolo comune, a un singolo corso d'acqua. Su queste cose ha scritto un ottimo saggio l'amico Ermanno Orlando ancora più di una decina d'anni fa, che fa un po' il quadro preciso, devo dire, ben documentato della situazione, anche se molte cose meriterebbero ancora una volta, come sempre, approfondimenti ulteriori e specificazioni ulteriori. Però il quadro che ne fa Orlando è convincente e naturalmente questi interventi riguardano le cose che sono lì esposte, cioè le reti di trasporto, prima di tutto, perché i canali e i fiumi sono un'importante via di collegamento, l'abbiamo già visto, quindi intervento sugli argini, sull'alveo, quindi anche l'escavo degli alvei, alle strutture fisse che sono prima di tutto quelle quattro che sono elencate lì, quindi i mulini che sono collocati sui corsi d'acqua, le chiuse anche per l'irrigazione e o per le deviazioni dei canali, diciamo, secondari dei mulini stessi, le peschiere che sono state già nominate e le restere, cioè le strade sugli argini che avevano una funzione molto importante che è stata evocata, non so se l'avete colto, nel risalire soprattutto il fiume attraverso il traino con animale, insomma, cioè con buoi o con cavalli, no? E quindi è molto importante anche questo aspetto, il mantenimento, vero? Quindi i comuni, i grossi comuni, soprattutto medievali, ma anche piccoli, ho per esempio perché la vedo ogni tanto, quello che rimane di una piccola roggia scaligera a Valle dei Signori, alias Valli del Pasubio, no? Scavata nel 300 per movimentare evidentemente dei mulini, quindi interventi di questa natura frammentari. L'unico caso, potremmo dire, eccezionale pre-intervento veneziano è quello di Padova, perché il comune padovano e poi le signorie padovane, per motivi idraulici molto evidenti, quindi Padova si trova sostanzialmente, come tutti sanno, all'intersezione tra il corso del Bacchiglione e quello del Brenta, in sostanza. E poi c'è il problema anche del collegamento appunto con Venezia, che comunque fin dal Medioevo è il caposaldo dei traffici mercantili e quindi l'escavo di almeno queste tre grosse vie d'acqua, no? I canali di battaglia verso sud, vero? Il Piovego che collega invece attraverso il centro cittadino, quelle che verranno poi chiamate porte contarine, quindi attraverso uno snodo centrale, vero, della città, le acque del Bacchiglione con quelle del Brenta, e da lì naturalmente la possibilità di fruitare fin verso Venezia e poi la Brentella Padovana nel 1314, sempre di collegamento potremmo dire tra Brenta e Bacchiglione verso ovest, no? Quindi interventi questa volta sì, direi abbastanza sistemici, dettati sia da necessità di natura mercantile e commerciale, sia dal problema annoso della situazione idrogeologica di Padova, tuttora problematica soprattutto nell'area meridionale. Io ho chiesto molte volte ai miei amici antichissimi, ma perché i romani hanno fatto questa città dentro una conca, in una bassa, no? In un luogo di difficile gestione da questo punto di vista? Non c'è una risposta documentaria, però indubbiamente Padova ha sempre rappresentato un problema anche dal punto di vista della, della gestione stessa delle acque che vi scorrono. Quindi è una necessità quasi vitale per la città intervenire sulle acque, questo è il punto chiave. E dunque è un lavoro sistemico, ma limitato al bacino, potremmo dire, cittadino, fra virgolette, della città e dei suoi immediati contorni, no? Negli altri casi, naturalmente non è così, anche se gli interventi sono numerosi, non siamo privi di interventi fino al XV secolo. Venezia fino al punto chiave che adesso vedremo, cioè la sua proiezione, la sua conquista, insomma, della terraferma, non ha una politica generale in relazione alle acque
Ci sono però già dal XII secolo tutta una serie di trattati e di interventi volti a controllare la situazione, perché ovviamente Venezia è già a questa altezza un importante snodo mercantile, naturalmente, come sappiamo tutti, no? E deve in qualche modo contrattare, possiamo dire così, il trasporto e la fluidazione delle merci verso l'interno, prima di tutto della pianura veneta e della pianura anche lombarda, e quindi importanti trattati, per esempio con Ferrara, 1204, 1240, poi ribaditi successivamente anche più favorevoli a Venezia in seguito alla sconfitta di Ferrara nel 1240. Poi ci sono patti con Mantova, con Cremona, con Verona anche, vero, a partire dal 1107 per la fluidazione sull'Adige, quindi attraverso strumenti che oggi potremmo definire diplomatici, ecco, in senso lato, il controllo politico, ecco, politico-istituzionale sulle possibilità di controllare, potremmo dire, le vie di fluidazione verso l'interno. In generale, poi possiamo notare anche da parte dei comuni e delle signorie poi venete il controllo e la legislazione sulla sicurezza fluviale, perché c'è un problema che riguarda, e l'abbiamo visto poc'anzi, no? Quando lo stesso Palladio, attenti che con le strade vediamo i furti, perché questo fenomeno ovviamente è antico probabilmente quanto l'umanità, e anche sui naufragi che pure esistono, cioè incidenti vero, che possono accadere anche sui fiumi e non solo sul mare. Noi pensiamo al naufragio come un evento marittimo in senso proprio, ma io ho studiato un pochino anche i naufragi in laguna, per esempio, che ci sono e sono anche frequenti, per esempio, ma anche sui fiumi. Quindi statuti, soprattutto cittadini, norme che regolano questo tipo di problematiche, no? E il risarcimento, per esempio, in caso di furti, se l'autorità pubblica non riesce a intervenire in materia. Quindi ogni comune naturalmente ha delle normative diverse in relazione a queste cose che sono volte a tutelare appunto il trasporto fluviale. Questa è un po' la situazione, allora non è una situazione, volevo sottolineare questo, non è una situazione, non c'è il deserto, potremmo dire, prima dell'arrivo dei veneziani, però le cose cambiano. Le cose cambiano in questo senso. Io ho messo quelli che secondo me sono in ordine di importanza i fattori del cambiamento. Secondo me il primo fattore di cambiamento in questo caso, un cambiamento che avviene tra 4 e 500, no? Prima di tutto, e poi continuerà. Ma il cambiamento fondamentale avviene lì, avviene in relazione, io lo metterei a seconda causa della conquista veneziana in terraferma. Attorno al 1420 la gran parte della terraferma veneta e friulana è in mano veneziana, poi ci sarà l'ulteriore espansione pochi paio di decenni dopo verso la Lombardia veneta, quindi Bergamo, Brescia, Crema, per un certo periodo anche Lodi, e, questo naturalmente mette in condizione la Serenissima Signoria di intervenire a tutto campo su un territorio che a questo punto è diventato di una importanza, potremmo dire, e Venezia insomma si colloca come uno stato di media grandezza, no? A livello europeo per tutta l'età moderna. Non è enorme, ma non è nemmeno molto, molto piccolo da questo punto di vista. Quindi questo certamente è un fattore importante di cambiamento, ma lo è anche il primo, perché tra metà 400 e metà 500 si assiste a una delle periodiche trasgressioni marine che riguardano la laguna di Venezia, cioè il mare, in sostanza, il medio mare cresce di circa 1,5 metri rispetto al secolo precedente, con un arretramento di circa 8-9 chilometri dell'invasione, potremmo dire, delle acque lagunari verso l'interno. I veneziani, ricordiamoci sempre, sono veneziani e stanno a Venezia. E quindi il primo punto è che abbiamo un problema serio di controllo della crescita, delle acque, no? E a questo punto voi capite si pone il problema di come fare per controllare
la crescita delle acque in laguna. Questo è il punto, no? E vi ricordo per esempio che la cripta di San Marco nel 1580 viene murata perché invasa, vero, dalle acque, no? Completamente dalle acque. E si vede anche, tornando un po' all'architettura, dai livelli di costruzione dei palazzi veneziani che cambiano tra quelli medievali e anche quattrocenteschi e quelli cinquecenteschi. Siamo a un livello più elevato, per cui oggi vediamo alcuni palazzi più antichi che hanno i gradini completamente in acqua, cosa che può sembrare strana, ma è dovuta a questo tipo di situazione. Perché non metto al primo posto? Perché i veneziani prima di tutto devono salire le acque, vedono allargarsi la laguna verso l'interno. Che fare? Mm? Poi abbiamo, terzo punto importante, la corsa alla terra, così l'ha definita, se non erro, Michael Kneppton per la prima volta, cioè il fatto che a partire da metà 400 in avanti i prezzi delle derrate agricole, soprattutto i cereali, crescono e quindi l'investimento nella terra, che naturalmente, come tutti sanno, attira il capitale veneziano, attira anche naturalmente la nobiltà vicentina, per esempio, e quindi questo grande reinvestimento che a mio avviso non è una, come è stato scritto tanti anni fa, rifeudalizzazione, conviene semplicemente, se i prezzi dei cereali crescono, mi conviene investire sulla terra, avere una rendita sicura, perché bene o male, insomma, annata buona, annata cattiva, però mediamente è una, piuttosto che magari investire di più nei viaggi commerciali dove i rischi sono molto più alti, no? Ma i veneziani in realtà fanno entrambe le cose, le faranno anche i vicentini, le due cose, no? Investo nella navigazione, commercio, ma anche acquisto terra. Vi ricordo poi che l'acquisto di terra è molto importante anche per ottenere finanziamenti per l'attività commerciale, no? Si facevano i mutui nel 4 e nel 500, no? Ecco, attraverso lo strumento del livello francabile, che i più tecnici di noi conoscono e che non posso essere qui a spiegare in questo momento, però allora come oggi la proprietà poteva essere, diciamo, come si fa oggi con un mutuo, ipotecata. Lo dico in maniera per farci capire. Lo strumento è molto diverso perché voi sapete che non si poteva prestare denaro a interesse secco, il cambio secco era vietato, vero, dai canoni ecclesiastici, ma in realtà lo strumento a livello francabile consente a chi possiede terra, qualche volta anche chi possiede animali, altre cose, di ipotecarli, diciamo così, pagando un interesse e ottenendo un finanziamento da utilizzare in altri casi. Quindi la corsa alla terra è importante, ma è importante anche il, fra virgolette, naturale sviluppo delle reti di comunicazione, perché l'aumento dei traffici, il fatto che poi questo territorio sia stato unificato, vero? E in qualche misura almeno controllato da uno Stato centrale, incentiva anche lo sviluppo delle reti di comunicazione e quindi anche questo è un elemento importante, come lo è peraltro, qui metto un piccolo tassello in più, lo sviluppo delle fortificazioni. A partire dai primi del 500, tutte, tranne Vicenza, le città venete vengono investite, anche lombarde venete, da un processo di ristrutturazione completa dello spazio urbano. E le acque sono importanti anche per questo, lo erano già prima, ma lo rimangono e diventano forse ancora più importanti nel momento quando vado a costruire nuove fortezze alla moderna, o italienne come è stata definita, e loro la chiamavano così alla moderna, perché la moderna voleva dire l'architettura bastionata e quindi i terrapieni è un nuovo modo di concepire la difesa, come penso molti di voi conoscono, no? E dunque tutti questi fattori sono importanti, possiamo considerarli fattori di tipo economico in senso lato, perché le fortezze tra l'altro costano molto, è uno sforzo prima di tutto di investimento e di ristrutturazione degli spazi urbani. Poi quelli istituzionali su cui adesso mi soffermerò un po' di più, tediandovi forse un po', ma merita di fare questo piccolo riassunto. Non a caso direi proprio a partire dai primi del 500 abbiamo un'evoluzione istituzionale riguardo alle acque.
Come mai proprio inizio 500? Per questo motivo, in sostanza. Cioè, a questo punto occorre lo Stato veneziano, o meglio ancora, concepisce la necessità di stabilire dei, chiamiamoli con una parola che forse oggi è più corretta, dei ministeri stabili per controllare e gestire politicamente il problema delle acque, no? Non prima e non dopo, anche se prima qualcosa era stato fatto, adesso lo dirò rapidamente, ma in sostanza le origini, se vogliamo chiamarle così, di quello che un tempo era il magistrato alle acque, poi disgraziatamente, secondo me, abolito poco tempo fa, sono qui, sono in questa situazione di inizio 500. Andiamo pure avanti. E la priorità base però per i veneziani, per il governo veneziano, parte appunto proprio dalla laguna. Parte la necessità di salvaguardia, non è una parola che loro usano, la usiamo noi oggi naturalmente, per farci capire, dello spazio lagunare, perché appunto c'è questo problema di innalzamento delle acque e quello paradossalmente opposto di interramento quelle che noi oggi chiamiamo bocche di porto e che i veneziani chiamavano porto. Quindi se voi anche in un documento vedete la parola porto, non vuol dire la stessa roba nei documenti veneziani rispetto al nostro linguaggio comune. Per i veneziani porto è la bocca, è proprio esattamente l'imboccatura, cioè quello spazio liminare, potremmo dire, che c'è tra il mare e l'interno della laguna, delimitato appunto dai lidi, no? Dalla linea dei lidi. Quindi il problema è questo prima di tutto. E qui appunto tutta una serie di lavori che erano già iniziati, che vengono perseguiti ancora nel 4, nel 5, nel 600, nel 700. Nel 700 poi comincia anche l'opera di delimitazione dei lidi e quindi di quelli di costruzione di quelli che noi oggi chiamiamo murazzi, no? Scavo dei canali, la manutenzione dei canali, e poi quello che ci interessa di più è il concetto di conterminazione lagunare, cioè di un confine, potremmo dire, allo spazio lagunare, e eccoci qua alla deviazione dei fiumi rispetto alla laguna, no? Per evitare appunto che le deiezioni dei fiumi e il flusso di acque possa sconvolgere l'equilibrio lagunare e non sconvolgere l'equilibrio lagunare, perché la laguna, io credo di ricordare bene, Valerani adesso mi corregge se sbaglio, è un corpo fisico destinato prima o poi a morire, trasformarsi in uno o nell'altro senso, in terraferma o eventualmente in mare, no? Qui si tratta invece di mantenere artificialmente un corpo che, nonostante la trasgressione marina, poteva tendere anche all'interramento, quindi preservare la città e nel contempo tenere aperte le bocche. Il sistema, potremmo dire, che viene così esperito è quello appunto della deviazione dei corsi d'acqua che sfociano in laguna. E 1482 un primo passo molto importante è quello della dichiarazione di interesse pubblico, cioè di demanialità di tutti gli argini dei fiumi della laguna. Quindi in pratica la signoria, la Serenissima Signoria, il governo di Venezia si arroga, potremmo dire così, il diritto di intervenire, di avere come proprio patrimonio la rete idrografica, in sostanza, dell'intera spazio statuale. Parlavamo di magistrature, vedo che il tempo corre troppo, io vi annoierò, ma poi andrò magari un po' più veloce. Dicevo, non mancano interventi precedenti e creazioni, questo è l'uso normale veneziano, no? L'uso normale del governo veneziano è: c'è un problema, nominiamo un nuovo ministero, e diventeranno tantissimi naturalmente, no? Nel tempo. Il problema delle acque, è come in molti altri casi, è la stabilizzazione di nuove magistrature. Noi le chiamiamo così per intenderci, ecco, di solito. Le chiamiamo magistrature, è preceduto da una serie di interventi parziali, no?
elezioni di Savi, per esempio in quelle date che vedete lì indicate, e poi decadono, quindi magistrature provvisorie, fino appunto al 7 agosto 1501, quando vengono eletti per la prima volta in maniera stabile i tre savi alle acque, no? Saggi, no? Savi vuol dire saggi, saggi alle acque, eletti in Consiglio di 10, quindi nell'organo che nel 500, bene o male, è il vertice, se vogliamo, della costellazione dei poteri marciani, scelto però fra i senatori, quindi deve essere uno del corpo senatoriale, un corpo formato all'incirca di 200 persone più o meno all'epoca. Bene. E quindi c'è insomma questa questa novità e poco dopo, cioè nel 1505, esattamente il 19 maggio, ai Savi alle Acque viene affiancato un collegio alle acque, cioè una specie, questo è il ministero, quello è il parlamentino del ministero, cioè la commissione completa. E qui si tratta inizialmente di 15 senatori più tutto il pien collegio, quindi i savi del collegio e il doge, quindi il governo, possiamo dire così, l'organo esecutivo, più i capi dei 10. Nel 1531 i senatori diventeranno 25, quindi un organo piuttosto corposo, vero? E nel 1543 addirittura 40, no? Quindi un bel pezzo del Senato, più il governo, più il ministero preposto, che si deve riunire una volta alla settimana. Questo per dire che l'importanza centrale della gestione delle acque nel Cinquecento è evidente, no? È una questione vitale per Venezia, no? Vitale per tutti i motivi che abbiamo visto prima, naturalmente, non solo per uno di questi, per tutti questi motivi, naturalmente. E poi nel 1531, esattamente il 18 gennaio, abbiamo l'elezione dei tre esecutori alle acque, quindi una magistratura inizialmente eletta ancora in Consiglio di 10, che poi verrà eletta nel Maggior Consiglio, cioè nell'organo più largo, vero, di Venezia, nell'ambito di una famosissima correzione del Consiglio di 10, cioè di taglio, potremmo dire, delle competenze di questo organo troppo potente, su cui non possiamo ovviamente adesso parlare, di cui non possiamo parlare adesso. Da quel punto in avanti diventa una sorta di magistratura unica, anche se le modalità di elezione di questi ministri, se vogliamo, sono diverse, cioè tre saranno al Senato, tre appunto in maggior consiglio. Questa, diciamo, è la costellazione di potere. Questi, qui poi vedremo, si aggiunge un'altra cosa, sono preposti soprattutto al problema della gestione delle acque lagunari e appunto a quel programma di deviazione dei fiumi e di regolazione dei fiumi verso l'esterno della laguna. Voglio però aggiungere una cosa che non ho messo nella slide, ho poco tempo, mi accorgo, ma che è molto importante. Questi magistrati in particolare si servono di una expertise molto importante. Sono i proti o i periti, a seconda di come vengono definiti e nominati, cioè gli ingegneri in sostanza che operano a livello di cartografico, a livello di progetto, a livello di perizia, appunto il perito, riguardo alla gestione delle acque. Sono personaggi tutti molto importanti, alcuni sono molto noti, Sabadin, no? Sabadino, Chioggiotto, perito dei savi alle acque, ma ce n'è una pletora di questi personaggi. Io li ho studiati un po' per il 6-700 per quelli che erano referenti alla laguna, quindi quelli che studiano, e lì questi personaggi poi sono i principali protagonisti di quelle cose a cui citava Valerani, cioè i testimoni, i pescatori, ma anche i trasportatori, ma anche quelli che facevano lavoro di rimorchio, i piloti che conducevano le navi, quindi sono anche il trade union fra una, diciamo, conoscenza pratica e la realizzazione poi teorica di alcuni principi. Sono personaggi più importanti, molto importanti, quindi pochi periti delle magistrature e poi pratici naturalmente anche. Quindi c'è
una catena, potremmo dire, che conduce dall'ultimo pescatore di Pellestrina fino al più alto dei magistrati. In collegio alle acque siede il Doge, quindi abbiamo proprio tutta la catena, potremmo dire, veneziana, mi raccomando, di trasmissione, potremmo dire, del sapere. E adesso arriviamo rapidamente, ma sarò molto veloce e mi scuso se non posso entrare nei particolari, a vedere gli interventi, perché almeno per chi non è magari del mestiere è utile capire quali sono le cose fondamentali. Questi interventi trasformano profondamente il paesaggio e l'idrografia della bassa pianura, certamente, in parte anche di altre aree. Cercherò di essere veloce perché ognuna di queste cose che dirò meriterebbe molti approfondimenti. Qui in avanti potremmo dire, quindi da metà 400, ma soprattutto al 500 in avanti, 2 secoli e anche 3 forse fino al 700 di trasformazione territoriale e di modificazione di quelle reti idraulica in senso funzionale a quello che abbiamo detto, cioè di preservazione della laguna, ma anche di trasporto, di funzionalità rispetto a queste nuove realtà che emergono, per esempio la villa, vero? La villa rurale palladiana e anche post naturalmente palladiana. Vedete che i primi interventi sono sul Basso Brenta, c'erano già stati degli interventi nel 3-400 di spostamento della foce verso sud. Nel 1457, quindi abbastanza precocemente, questo eh, cosiddetto sboradore di San Bruson, cioè un canale che va da Dolo verso Santa Maria di Lugo, quindi verso la laguna allora, no? Oggi via Argine Silinzo e poi via Brenta Secca, cioè questo corso è ancora individuabile, anche se non c'è più l'acqua in questo caso. E poi, più importante ancora, il primo grande intervento, la Brenta Nova da Dolo a Conche, oggi parte del tracciato della provinciale numero 13, quindi una prima deviazione verso sud. La contaminazione lagunare invece è una questione che parte abbastanza tardi dal punto di vista istituzionale, cioè siamo nel 1609, c'è un decreto del Senato del 1611, a cui segue poi una conterminazione parziale. Conterminazione vuol dire mettere i termini sono i cippi di confine. Si mettono questi cippi di confine in mattoni che poi sono scomparsi. Poi viene abbandonata questa situazione, viene ripresa a fine 600 e poi finalmente la realizzazione finale è del 1791-92, siamo ormai agli sgoccioli, potremmo dire, lo Stato marciano, vengono apposti 99 cippi e più degli altri verso Lugo e viene delimitata una linea di circa 160 km, quella che vedete, no, rossa in alto, che delimita in sostanza lo spazio demaniale lagunare. No? Poi è stata modificata questa linea solo molto di recente, nel 1924 e poi nel 1990 con dei piccoli, in realtà, aggiustamenti. Anche questo ci riporta, vero, come sempre, questo è uno dei cippi, come vedete siamo ai margini davvero della laguna. Deviazione nella laguna nord, i primi, ancora una volta, i primi interventi non vanno nella direzione dell'estromissione totale dei fiumi dalla laguna, ma toglierli in sostanza dal centro urbano. No? Abbiamo visto il Brenta, ecco qua questi fiumi di risorgiva, vero? Il Marzamego, il Fossanuova, ovvero Osellino, siamo nei pressi di Mestre, e l'escavo di canali per condurli alla foce di un altro fiume di risorgiva che è il Dese, vero? Dove poi viene fatto confluire anche il fiume Zero, no? Che passa ovviamente, qualcuno lo conosce, da Zero Branco, nasce da quelle parti. E quindi spostamento verso est, sostanza, di questi. Poi si apre naturalmente il famosissimo dibattito terra o mare, insomma, Venezia da che parte deve guardare? E qui
diciamo, dunque, io ho messo qui i due esponenti più importanti di questo dibattito che coinvolge naturalmente prima di tutto il governo veneziano. Avise Cornero Cornaro, quello dell'Odeo, insomma, l'amico di Ruzzante, non è nobile, mm, si fregia di questo nome, tenterà fino alla fine di ottenere la nobiltà veneziana senza riuscirci, probabilmente si chiamava Righi di cognome, ma la sua importanza culturale, oltre che per le sue amicizie, possiamo dire, è dovuta a questo trattato di acque, che è una famosissima pietra miliare, potremmo dire, della idraulica, insomma, in sostanza direi, no, moderna, perché Alvise è un sostenitore della necessità della bonifica. Quindi per lui il problema è soprattutto legato ai suoi interessi personali, tra parentesi, adesso non entriamo in dettagli, e al fatto di valorizzare in sostanza i terreni paludosi ed ecco, e adesso diremo il secondo punto. L'altro invece, il famoso Sabadini, è invece l'autore di quel famoso refrain, no? Laguna Grande fra Gran Porto, dove Porto intendeva non le bocche, mi raccomando, ci siamo. Perché l'andamento appunto della marea in entrata e in uscita scavava, vero? Oggi sta scavando tanto, in realtà, oggi, le bocche di porto. Vedo che Vallerani sorride, giustamente. Dunque, è partito del mare, quindi favorevole all'espansione il più possibile della laguna, a vedere in Venezia soprattutto la vocazione marittima, naturalmente, no? Dibattito acceso, provvedimenti diciamo che vanno all'inizio in direzione soprattutto del partito marittimo, io dico non poteva che essere così, i veneziani sono veneziani, no? E quindi non arginare la laguna, lasciare libero sfogo alle acque, ma poi un colpo, i politici sono sempre uguali, scusate questo piccolo, no? Colpo al cerchio e uno alla botte, no? Quindi c'è un problema, una divergenza culturale e tecnica anche importante. Da un lato vedo di accontentare un partito, dall'altro ne accontento un altro, anche perché questo partito, quello di Cornaro, ha dalla sua il fatto che molti, come tutti sappiamo, moltissimi nobili veneziani hanno già comprato, qualcuno già da secoli, addirittura al 300, in area ferrorese, terreni, vero, in terraferma, e poi vorremmo magari valorizzarli. Ecco allora che il Partito della Terra ha, diciamo così, la sua prima grande vittoria nella istituzione di un'altra magistratura, no? La magistratura che è quella più importante per il controllo delle acque interne, direi, e per la bonifica, cioè i famosi provveditori sopra i beni inculti. Vi risparmio appunto la storia di come poi diventano definitivi, ma dal 1556 diventeranno un ministero fisso, no? Sono preceduti da altre cose, ma ve li risparmio, no? Questi, in sostanza, questa magistratura controlla la concessione delle acque, in sostanza è tutto quello che riguarda eventuali lavori di bonifica. E dunque, da un lato, chiunque voglia utilizzare le acque deve chiedere a questo magistrato una terminazione, cioè un decreto, in sostanza, per la concessione d'acqua o se la stava già usando una conferma di uso delle acque. E ancora oggi il fondo archivistico era diviso in queste due sezioni, chiamiamole così, più le sezioni di processi, perché naturalmente sulle acque si scatenano anche conflitti notevoli. Io ne avevo studiato uno tanti anni fa su un altro di quei fiumi di cui parlava Vallerani, di questi fiumetti, questa volta a ovest, il fiume Fibbio, si chiama Montorio Veronese, su cui già nel 1500 scoppia il pandemonio perché era utilizzato in maniera che dire intensiva è dire poco, in sostanza. Si capisce come faceva ancora a scorrere l'acqua, tutto sommato, ecco, in questo luogo. Va bene. E in terza battuta poi il problema della bonifica, perché dai provveditori dei beni inculti e dai loro periti passano anche i cosiddetti retratti, no? I retratti che erano in sostanza queste cose qui. L'immagine l'ho presa da un libro della collega Marina Bertoncini, una geografa che credo Vallerani conosca bene, che aveva studiato proprio, qui siamo appunto
in uno dei luoghi, direi, di elezione della bonifica veneziana, no? Cioè i Polesini, in sostanza, no? E non a caso, se voi guardate, se riuscite a leggere le, come dire, le partizioni, cioè le proprietà, Ca Orio, Ca Giustinian, Ca Cappello, Ca Giustinian, Ca Venier, tutti veneziani, no? E qui la nozione di conflitto di interessi non esiste, cioè voglio dire, loro si fanno e si giocano, le stesse, sono proprietari e poi usufruiscono, fra virgolette, delle loro entrature a livello governativo per avere l'approvazione, ovviamente. Questo è uno schema molto semplice di scolo, insomma, delle acque, no? Per costruire, insomma, la bonifica e qualche volta anche con qualche finanziamento pubblico, non frequentemente, ma il magistrato può anche, diciamo, fornire degli incentivi, chiamiamoli così, per la bonifica dei terreni. I, i bonificatori vengono riuniti in consorzio e qui c'è questa lunga storia, lunghissima, dei consorzi d'acqua veneziani. E nel 700 sono, mi pare, oltre 270, quindi numerosissimi, anche nell'alta pianura, perché i consorzi comunque assumeranno il controllo, potremmo dire, delle aste dei fiumi e delle rogge e dei torrenti, dove vengono effettuati, diciamo, lavori di sistemazione idraulica. Questo è forse uno dei casi più evidenti, il retratto, vero, del Gorzone, gestito dal relativo consorzio. Qui siamo tra Montagnana, Vigizzola, Anguillara. Si tratta di 38.830 campi padevani, cioè 150 chilometri quadrati, cioè di un territorio molto vasto, dove, come vedete, la pianta è cinquecentesca, esistono ancora, di Vighizzolo, appunto il lago di Vighizzolo, esistono ancora delle aree, diciamo, paludose più che lacustri a quel punto. Ci siamo. Poi scompariranno, appunto, i lavori progressivi di bonifica renderanno col tempo questo territorio coltivabile per intero, il lago sparirà, ma naturalmente i problemi di alludamento ogni tanto, le alluvioni, no? Possono provocare poi dei disastri. Beh, gli effetti delle bonifiche possiamo anche saltarli. Vediamo le ultime due cose, datemi ancora 2 minuti prima del break, molto rapidamente. Il basso Brenta, allora di nuovo il Brenta, il problema è quello di estromettere definitivamente il fiume dalla laguna, qui 1610, la Brenta Novissima, no? La Brenta Novissima che parte appunto da Mira e porta il fiume a Brondolo, quindi fuori dal spazio, potremmo dire, lagunare, con altri interventi. Poi il Brenta verrà riammesso dagli austriaci inopinatamente, no, di nuovo in laguna, partendo da Stra, il taglio attuale che vediamo, e solo nel 1896 poi verrà nuovamente riportato a Brondolo, perché appunto la laguna sud si stava interrando completamente, quindi è l'intervento più che opportuno. Il sistema Sile Piave, qui taglio rapidamente perché insomma sul Piave si interviene prima con un nuovo argine, una prima deviazione del fiume, poi un'altra che porta la foce a Cortelazzo, dove ancora oggi si trova, no? Siamo verso il 1580, e poi ancora, vero, un intervento disgraziato che porta ancora più verso est il Piave e con l'effetto di formare una nuova grande palude dalle parti di Eraclea. Poi una rotta, vero, che avverrà nel 1683, riporta il Piave e siamo all'altezza, la rotta avviene appunto in questo abitato, oggi Revedoli, penso che, eccola qui dove c'è questa grande ansa in sostanza del Piave, lì il Piave andava verso est e poi ritorna invece, no, ho sbagliato, qui siamo qui, eccolo qui c'è Revedoli, no? Che lì sfociava più verso est, ritorna, vero, a Cortellazzo. Nel frattempo il grande intervento sul Sile, no? Sile sfocia ancora a Portegrandi nel 1672
una dozzina d'anni per scavare quel lungo canale che credo quasi tutti conoscano, perché penso che molti abbiano fatto la Jesolana da Venezia verso appunto Caposile, quel lunghissimo taglio che porta le acque del Sile in quella che ancora viene chiamata Piave Vecchia, no? Cioè le acque del Sile entrano nel vecchio corso del Piave e sfociano al Cavallino, in sostanza tra Jesolo e il Cavallino. Ultima cosa, e poi chiudo davvero, il taglio di Portoviro, è già stato accennato, credo, da Valderani a questa vicenda. Tra 1598 e 1604 si taglia il sistema di dune litoranee all'altezza appunto di quella che noi conosciamo come Portoviro e si porta verso sud il ramo principale del Po che si chiamava Po di Fornaci, vero? È un taglio di circa 7 chilometri che conduce alla formazione di quello che oggi conosciamo come Po di Venezia, no? Che è il ramo più grosso, insomma, del Po e che sfrutta anche una preesistente, il corso di un preesistente gottolo Contarini, cioè di un piccolo canale, vero, già esistente. A partire da qui, e chiudo, l'intero assetto del delta viene modificato profondamente, quindi lo spostamento è uno spostamento molto significativo che provoca anche un problema di sovranità fra Venezia e lo Stato Pontificio. Vado avanti un attimo, il Polesine cresce, qui potete vedere, questa è una proiezione approssimativa, più o meno la linea di costa prima del taglio e questa è più o meno la linea, anche se poi non è così, perché voi sapete lì abbiamo una situazione molto mista, no, di acque e terre, però comunque terre emerse ci sono fino a questo livello, quindi abbiamo una grande crescita di questo territorio. Abbiamo visto prima l'immagine, no, delle deiezioni, no, dei fiumi che formano appunto questo grande delta e il fatto che poi occorrerà, vero, trovare una definizione della sovranità su questi nuovi territori. In una buona sostanza, per farla molto breve, l'accordo finale arriverà molto tardi, cioè nel 1749, con la costruzione di questa che viene conosciuta come linea dei pilastri, no? Che parte in sostanza da Ariano Polesine fino e segue Podigoro. Ce n'è rimasto uno solo di questi pilastri, alti, vero, mi pare circa 6 metri, quindi sono ben visibili e che segnavano, non dovevano, segnavano a distanza di 300 metri dalla sponda sinistra del Po di Goro il confine mobile, quindi coi pilastri si va avanti mano a mano che il corso del Po si allunga verso il mare, no? Viene definita quindi la competenza. Questo per dire cosa? Solo che tutta la parte sinistra, dal ramo sinistro del Po di Goro, che è quello più meridionale verso nord, quelle sono terre di Venezia, no? Quindi i veneziani, diciamo così, si appropriano con questo ultimo trattato definitivamente di questo territorio che già avevano ovviamente colonizzato, almeno in buona parte, e poi verrà colonizzato ancora, avevano 800, quindi lì c'è tutta la vicenda poi della barbabietola, delle coltivazioni, vero, che riempiranno il Polesine successivamente. Dall'altra parte non ottengono il controllo sul Po, perché quello che interessa poi allo Stato Pontificio è evitare che il Po diventi però un fiume veneziano, no? Quindi controllando il ramo di Goro, controllano attraverso Ferrara la parte meridionale comunque del fiume. Vi risparmio l'ultima parte, canali, roggi, mulini, perché poi nel governo appunto delle acque l'intervento è capillare anche per quel che riguarda la gestione delle acque interne, perché queste magistrature, soprattutto i beni inculti, intervengono massicciamente, direi. Ricordo solo un documento che gli amici che sono qui conoscono molto bene, cioè questa bellissima relazione del perito dei beni inculti Bartolomeo Galese di fine 500 che descrive in sostanza tutte le risorse idrauliche vicentine con i loro problemi, tranne le valli dei signori dei conti, a me tanto care. Con questo vi ringrazio, scusate la
No, molto bene, in realtà il tema era complesso, grazie Walter che lei sia riuscito a compattarlo così tanto. Adesso c'è una pausa, abbiamo un coffee break per tutti qua fuori, quindi perdiamo poco tempo e ci rivediamo come da programma alle 13:45. In realtà dovevamo vedere, fare le 5:30, facciamo. Sì, no, direi che alle 5:30, un quarto d'ora circa. Tanto siamo qua fuori. Grazie a tutti e a dopo.
E dopo ho lavorato all'Università di Costanza e a Sì, Münster. sì. No, no, facciamo una cosa più veloce. Buongiorno, riprendiamo i nostri lavori. Allora, siamo adesso con un ospite molto gradito dell'Università di Münster, il professor Gert Blum. Con Gert abbiamo lavorato molto negli anni passati e ha cercato di concettualizzare in maniera specifica la visione sul paesaggio che nasce dai trattati di architettura tra, diciamo, 400 e 500. Sono molto felice che sia qui. In qualche modo il suo intervento è meno specifico sull'acqua di quelli che poi seguiranno domani, ma sentivamo il bisogno di fare un frame più generale, sempre mantenendo vivo il punto di vista degli storici dell'architettura e del paesaggio. Quindi, prego, Gert. Sono io che ho caldo e un po' caldo. Ah, cerchiamo di far. Che anche Vicenza è divenuto una scuola del mondo, non ha solamente da fare con Palladio, ma anche con il Centro Palladio e con i suoi studiosi e amministratori. Quindi tante grazie per l'invito. Practical use of rivers as transport routes within the Palladian landscape, to quote Dennis Cosgrove, and the importance of diversion and canalization of water courses in the process of the bonifica of the terra firma is a well-rehearsed point in the literature and also questo pomeriggio. The relatively novel painterly depiction of rivers and their aesthetic valorization in Venetian painting is also well known. Just think of Giovanni Bellini's baptism of Christ here in Vicenza of Giorgione's Tempesta. In his recent monograph, Sören Fischer analyzed painted fictional views of rivers and hills since the Odeul Cornaro, the Villa dei Vescovi a Luvigliano, Sustris. Oh, something, yeah. And Villa Godi, up to Villa Barbaro in Marseille, in relation to the actual views that these buildings offer. They often offer vistas on plains, on hills, but less on rivers. Or if these rivers are full of water, it's not una Brentana che dà paura, ma più pace e climatizzazione. My lecture deals with a topic that has received less attention: the conceptualization and perception of mountains and rivers from a providential geographical point of view. A cosmological perception of the sublunar landscape, of the lands under the moon, and especially of the site of a villa or the residence in the countryside, within a framework of teleological understanding of a given topography. Do you hear me? Also in the back? Thank you. Since antiquity, literary topoi and diagrammatic depictions of mountains and rivers served as templates for choosing and perceiving real topographies as ideal. They made a mistake printing it. And as ideal places
Not only did cartographic and picturesque modes and media of representation shaped modes of seeing sights, but also, as I intend to show, did literary topoi and diagrammatical templates of providential geography affect how relations between location and building were construed as well as perceived. This cosmological mode of seeing sites and relations of buildings to sites cannot be understood today without a familiarity of early modern providential geography. My lecture will focus on the double page of the Quattro Libri that Palladio dedicated to the Villa Rotonda, and in particular his famous description of views from the villa as views of a molto grande teatro of mountains. Remember Guido Beltramini's introduction. On a double page of the Quattro Libri, Palladio characterizes his cosiddetta Villa Rotonda. The woodcut on the right-hand page concerns the building's internal coherence. The left-hand page, its relation to the surroundings. Yeah? Internal relations, description of the site. And as we learned from Donata Battilotti, the hill of the Rotonda, before the Rotonda was there, was called Rotonda in the archival documents. And Maganza names the villa of Palladio very early, La Rotonda. Also, the woodcut represents the building graphically, showing the floor plan, elevation, vertical section. The dimensions of the building have been charted by numbers. Internal relations, left-hand side, external relations. On the left-hand page, in a short descriptive passage, Palladio considers the views from the Rotonda and the relation of the building to its surrounding landscape, as we already heard from Guido. Here there's a lot of space for imagination, right? In his description, Palladio does not speak about its internal coherence, but put it anachronistically on site specificity. He traces the shape of the building back to the features of the surrounding landscape by use of the word perché with all its causal connotations. Also, it's not just a site-adjusted architecture, according to him, but the reason of the structure of the architecture is the site, or to be exactly, the viste, the vedute, prospetti, prospectus, sul sito. Nearly 10 years ago, I published a monograph on the early modern architectural tradition of staging vistas through windows, doors, and loggias. In that book, I tried to show that Palladio's text on the Villa Rotonda refers not just to Pliny the Younger and his description of a theater of hills, but to a dense network of teleological topoi on ideal views of the countryside and the landscape. In this paper, the Hillside Theater of hills and rivers and also rivers as subject of ancient and early modern is my subject. Yeah, I will come back to this description and also its systematic use of the four cardinal points and
foreground, middle ground, distance. Very systematically are the views described here. I will show that this goes back to Leon Battista Alberti. Pliny, the youngest description of a natural amphitheatrum in mensum, refers by contrast to an event that happened in his own day, the erection of the Amphitheatrum Flavium, called the Colosseum since the Middle Ages, and its gruesome ceremonial opening in the year 80 Common Era. These inaugural games lasted several days and claimed many victims. They are immortalized in Martials, also Martiale, ja, Liber Spectaculorum. The text as dreadful as it is artful. Also Martiale descrive questi spettacoli durante le cerimonie dell'inaugurazione del Colosseo. The classical author we have to thank for the only substantial biographical data on his contemporary Martial, also Martiale, is Pliny the Younger. So he will certainly have known Martial's poem. In the description of the surroundings of his Tuscan villa, Pliny contrasts the gladiatorial games and their pseudo-natural settings on the platea in the new Amphitheatrum Flavium with a stoic evocation on an intrinsically ordered and peaceful architecture of nature. An architecture of nature superior to the arts of man, derived from the Stoic belief, Philosophia Naturale del Stoicismo, that by regarding and contemplating not just the heavens, but also the terrestrial world, one could attain insight into the providential order of the universe. Giovanni Maria Cattaneo, in what long remained a standard commentary on the letters of Pliny, first printed in Milan in 1506, interpreted Pliny's Rerum Natura, not in the Epicurean sense, of course, right? Also, in his commentary, Giovanni Maria Cattaneo interpreted Pliny's Natura Rerum, which Pliny regarded as having created the amphitheatrical landscape surrounding his villa in Tuscany, as nothing less than, quote, Deus ipse, end of quote, as God himself. Yeah? And Cattaneo emphasizes that the river Tiber is right in the middle of the plain. Yeah? Also modern translations do not stress this. Ja? Also, ich meine, wie medios ille acros secat, Tiberis. In modern translations, this is not an important subject. For Cattaneo, it was an important subject. The Tiber is right in the middle of the sea. So here we have quite clear architectural order. Mountains, hills, vineyards, and come platea di questo anfiteatro, Rata e Campi. And in this Rata e Campi, right in the middle, the Tiber, and un locus amenus di piccoli acque e fiori. Quindi questo è un
testo molto strutturato. E alla fine scrive: questo dà voluntas, professore Valorani, e questo tema è anche qui molto importante, voluntas, il piacere di vedere questo dalla villa. Ok. Vitruvius, before Pliny, when he describes the surroundings of the mausoleum of Halicarnassus as a natural theater, because he writes that the site, the gulf to the sea, overlooked by the mausoleum of Halicarnassus, theatri curvature similis, not made by man, but made by nature, theatri curvature similis. And this is illustrated in early 16th century editions of Vitruvius, which we saw this morning with Cara. Centrally planned building and location in theater, form of a theater. There are similar descriptions of ideal circular and semi-circular topographies in Virgil and Strabone. In the only text from antiquity that is dedicated to the description of a single river, Ausonius's Mosella, the river Mosel, mountain ranges on its bank are again described as a, quote, theater of nature. Descriptions of the site of villas as theaters of hills can be found in Boccaccio, Guarino Guarini, Paolo Giovio, and others. But there's also another source for Palladio. The sanctuary of Praeneste already features an unusual symmetry in the view of the Volsci and Albanian Hills. Coarelli, in his ricostruzione di 1987, he observed this, yeah? And he left here the contours of these hill ranges as part of the sanctuary. This was very wise because, as you all know, templum in ancient Latin did not mean the building, but the room here, the contemplari. And in reality, yeah, it's really quite astonishing how symmetrical these mountain ranges seem to be right from the central exedra of the sanctuary. 50 meters on the other side or on that side? No. So Palladio might have observed this. Oh, something's missing, right? Yeah. And also, this concept, as you all know from Reichert and others, this concept of templum as a field of vision around the temple was known from an enigmatic passage in Varros de Lingua Latina. No. Palladio, when speaking about close views, middle distance views, far views, might have drawn on this concept of templum and especially on Vitruvius's Eutychigeni and the Triclinium of his Villa Laurentino, but surely there's the reference on a passage from the 17th chapter of the 5th book of Alberti's De Re Edificatoria, on the country house for a gentleman. In this passage, Alberti speaks of the views from a manorial villa upon the surrounding landscape, and especially the mountains in detail. We don't have the time to go into this, but
in Alberti's Trattato, there is a quite systematic treatment of views, prospectus. And for usus, only certain building types need views. For example, tori di una fortificazione. But for dignitas, yeah, for expressing the status, decorum, aptum. So high buildings with a high ranking social status, residences and villas need views according to the category of dignitas, and also high ranking buildings of high ranking persons that are made for delight. Yeah, magnam capies voluptatem, and then hills which are quite contoured are beautiful, but hills that are very far in the south because they have no contour and no concise forms are considered by Alberti as non-jucundos. So it's not Leonardo, it's Alberti. And Palladio refers, according to me, to this passage too. Now, I would like to show you some images from the first edition of the writings of the Roman land surveyors, agrimensori, which were since the 19th century called the Corpus Agrimensorum Romanorum, but in the time of Palladio were considered as works by different authors and so on. The fact that hills and mountains could be perceived and staged not as optical phenomena, but as haptic realities, as geometric bodies, in the context of a perception informed by natural philosophy, was also suggested by a genre of images that had received little attention in architectural history. The illustrations of the corpus of the Roman land surveyors. These illustrations had appeared in print through the well-known Editio Princeps of a large part of the Corpus Agrimensorum Romanorum by highly esteemed philologist Adrien Purneep and his teacher Galland, Paris 1554. Until the middle of the 16th century, one of the most important manuscripts of the corpus, later known as the Codex Arcerianus, was located in Rome. A whole series of other manuscripts were in Florence, one, the Cosiddetto Laurentinus, and in Rome, where they played a role for Fabio Calvo, and where they were studied particularly intensively by Angelo Colocci. Yeah. And a series of illustrations in the so-called Liber Regionum, but at the time of Palladio called Liber of colonial cities. Yeah, these show Roman colonial cities for the Liber Colonarum in their topographical situation with regard to mountains and rivers. They show a stereometric schematic simplification of mountains into architectural structures, so to say. Yeah, it's a
important theme of classical philology and history to figure out what was the function of these drawings. At the time of Palladio, this was not really known, but is still not really known. They may have been material to learn how to memorize certain configurations of cities and mountains and rivers, and also how to represent these configurations on terrestrial maps. In one of these miniatures, a ring of mountains appears to be a naturally constructed first city wall. Before a similar perhaps also referring to the fact that before a similar teleological phenomenon was described by Strabo, also by Strabone. The structural analogy of mountains as the architecture of nature and buildings as the architecture of man, visualized especially in the family of codices based on the Codex Palatinus of the Vatican, which was taken up in the Editio Princeps of Tournai, the new a codex which derived from the Codex Palatinus, and also in the geographical handbook of Leandro Alberti, published in 5050, as you all know. Leandro Alberti's Descrizione di tutta l'Italia, a standard geographical work of its time, was first published in Bologna in 1550, also contemporaneamente con Vasaris Vitae, un altro corpus, and again in 1551. This description of Lake Nemi in the Alban Hills, which is called Speculum Dianae, takes up the Plinian topos of the theater-shaped valley under the leitmotif of the traditional structural analogy of nature and art. Also here we have a description of Leandro Alberti of a city. I know I dementicated which city, in Lazio somewhere, yeah, where he goes back to this topos, yeah, that's di un'argine di montagne che quasi danno per provvidenza un luogo ideale per fare un carcere. Come alcuni umanisti hanno scritto, gli Alpi sono solamente qui per fare un muro tra Italia e i barbari. Questo è un pensiero, diciamo, teleologico un po'. E anche questo famoso lago, anche dipinto da Nicola Poussin, eccetera, eccetera, che pare quasi un teatro, scrive Leandro Alberti, fatto dall'arte. Quindi questo era un topos letterario abbastanza noto nel tempo di Palladio e con esso con una concezione di geografia teleologica e anche teologica. Topographical situation characterized by its regularity, as if measured by human hands. It's thus described as the site of a villa by one of the most prominent rulers of ancient Rome, yeah? Cesare. Such a geometric stylization of landscape features can be found in many places in the Descrizione, including the description of the Città di Alba Colonia. Now we get it. A city surrounded by a ring of high mountains, and thus naturally destined, our naturale destino, to be used as a prison by the Romans.
Pietro Alberti's Descrizioni, the second edition of which was published in an expanded third edition again in 61, was certainly known to Palladio and his Vicenza circle, especially as it contains a detailed section on Vicenza and the cittadini di Vicenza. In this section, the author explicitly refers to Palladio's humanist patrons Gian Giorgio Trissino and Daniele Barbaro. In his description of Lake Como, written in 1537, but not published until 1559, also Paolo Giovio draws on the topicality of the natural amphitheater when describing a valley. Una valle. Now, there are also other manufatti that Palladio knew and that were perceived or could be conceived in relation to this idea of hills made by nature, yeah, teleological geography. And a very imposing example is the villa of Poggio di Caiano, which of course has some similarities with Palladio's villas. Villa dei Vescovi also, near Basis Villae. Then, like the Villa dei Vescovi, this huge terrace on all four sides, temple front, central hall, views in four directions, as you all know. And nel caso di Poggio a Caiano, the view from the front loggia is on the so-called Montagne di Cinestre, un po' come un teatro naturale. And if one walks on this terrace and looks out, seems to be a ring of mountains, little like described by Leonardo Bruni nella Lode della città di Firenze. And also, the views outside the Salone Centrale are quite impressive. Normally, you cannot see this because the doors are closed to protect and to show the famous frescoes. But Montaigne, in his diary, writes, sitting at the table in the Salone Centrale of Poggio a Caiano, I could see cities in every four directions. Prato, Pistoia, and so on. So it was a place to look out. Also, as we have seen yesterday, the views from the logge of the Villa dei Vescovi are quite impressive, and to the north offer a theater of hills. We spoke about this on site. Now I have to come to the end. In the case of the Villa Rotonda, yeah, there is not only a reference to ideas and ideals of a perfect place, but there's also a certain coincidence of ideal topology and real topography, because indeed these Coliberici form a kind of theater, yeah. And now we see on one of those axes a little bosco, no? But if you walk on the street under the villa, you see that also from this loggia, you have a quite spectacular view on a range of mountains. What's happening? And still, from the loggia where we today enter the villa, you have quite a view that might evoke
this topos of ideal topography. And we learned that Almerico bought the hill before he planned the building, and gave this Festa per Isabella d'Este on the hill in 53 and so on. Villa dei Vescovi. Just to come to the end, also in painting, we find this idealizing concept of landscape. Here we have a kind of reconstruction of the Temple of Jerusalem as a kind of belvedere. And also here you have quite symmetrical ranges of hills. Raphael the same. But also the more contemporary device of seeing, which was called in the 16th century Fenestra Prospectiva. Grazie. Molte grazie Gert, purtroppo ho dovuto andare a venire perché si è rotta la pompa del raffrescamento, come avete capito, adesso almeno funziona il lato destro ma non quello, purtroppo mi scuso con i colleghi seduti lì e quindi ho dovuto salire e scendere. Ora è il turno di Fernando Rigon, membro da tantissimi anni del nostro consiglio scientifico che non ha certo bisogno in questa sede di presentazione. E saluto anche il professor Howard Burns che ci ha raggiunto qui. Vuoi dare un saluto prima di Fernando, Howard, o lasciamo cominciare lui e tu magari chiudi? Lasciamo Fernando, grazie. Eh, Anche perché io vorrei dedicare proprio questo mio intervento a Howard Burns e i più di 50 anni che ci conosciamo, anche perché so che questi argomenti gli piacciono molto. Acqua, famiglie, iconografie. Acqua, quella inalveata dei fiumi, delle rogge, delle seriole. Famiglie, quelle della committenza palladiana. Iconografie, la scienza che studia le immagini per indagare se sia possibile personificare fiumi, acque e rogge o altri scorsi che irrigano la campagna. E quindi parleremo di fiumi in immagine, cominciando da una delle più belle immagini di un fiume dipinto da Giovan Battista Zelotti in Palazzo Chiericati, in cui c'è un fiume in figura. Come faccio a sapere che è un fiume? Perché rispetta alcune iconizzazioni di questo particolare tema. È una forma corporea, quindi una persona, sdraiata, ovviamente, i fiumi sono orizzontali, si dice recumbente in termine tecnico, è vecchio, canuto, anzi è un veglio perché sembra esistere da sempre, ha ben in evidenza l'origine della sua fertilità e fecondazione, in più, la cosa più importante, è appoggiata a una grande anfora dalla quale generosamente esce sempre acqua. Da dove vengono questi stilemi, questi stigmi di stratificatissima origine? Partono da lontanissimo, per esempio da un mosaico che si trova a Pafos, a Cipro, dove nella tragedia di Piramo e Tisbe, Piramo sta morendo abbracciando una anfora, perché la tragedia avviene appunto a una sorgente, a una fontana. E subito i fiumi vengono rappresentati in seminudità eroica, come quello, non vi sto a leggere le didascalie perché le leggete voi, e vedete, hanno quasi sempre la presenza di un'anfora. Non è poi così, perché in molti casi, non infrequenti, il fiume si appoggia a un essere come un drago, una biscia, che può ovviamente ricondurre al tortuoso andamento di un fiume che si muove e poi alla sua sostanza caponia, perché il fiume è sempre in parte evidente e in parte sotterraneo, quindi sprofondato nel suolo. Oppure, questo è il nostro Tevere del professor Blum,
eccolo lì, può avere la scaturigine. I gemelli sono stati trovati in riva al fiume, sotto il fico ruminale, e quindi lo vedete, vi do due particolari, uno per far vedere il remo, che nell'altro, quindi è un fiume navigabile. Nell'altro caso è una divinità che si trova a Napoli, ma di non identificata origine. Tutto questo persevera, ma per esempio il marforio che passa per un fiume non lo è, perché tiene in mano un bucine e quindi sicuramente è un mare oceano. E anche questo però è sempre sdraiato, recumbente, perché questo è l'andamento dell'acqua. Qui vediamo un fiume Eufrate col suo bell'orcio, o vediamo un fiume di età ellenistica di Smirne non identificato. Ecco i due fiumi Torlonia, il Nilo Cesarini e il Nilo Barberini. Il Nilo Barberini particolarmente interessante perché oltre al coccodrillo che vedete alla vostra sinistra c'è anche la Sfinge e quindi è inequivocabilmente il Nilo. Il coccodrillo è qua. Eccolo. Poi tutta questa eredità passa nel mondo cristiano con una specializzazione incredibile. Questa è stata una scoperta della ricerca. Tutti i fiumi diventano un solo fiume, che è il fiume della salvezza, il fiume Giordano. E vedete, è ancora con lo stilema nella vostra sinistra, uguale a quello del passato, tranne l'orcio c'è, tranne forse la canna palustre, come vedete alla vostra destra, e splendido è quello del battistero degli ortodossi in cui è scritto Jordanus. Quindi sono sicuro solo che questo Giordano esce dall'acqua per porgere un manto per asciugare Gesù, non si capisce come sia asciutto, perché se esce dall'acqua era già bagnato. Comunque licenze, e vediamo che nel Medioevo sempre, per esempio a Monreale, per esempio nella Palla d'Oro, c'è un vecchietto con il suo orcio che è nascosto nelle correnti dell'acqua, è appunto il Giordano. Eccolo qua. Anche nel battesimo della cupola dell'ascensione, questa volta il Giordano diventa giovane, perché indica quando è giovane una sorgività immediata della grazia salvifica. Quindi può perdere la barba. Eccolo qua. In questo caso, come in tutti i grandi fiumi del paradiso terrestre. Gihon, Fison, Tigri, Eufrate, nel famoso breviario di Stoccarda. Vedete che in questo caso è l'Eufrate, o nella crociera di Civate, in cui i fiumi hanno questi orci, magari anche di pelle, così, che versano acqua e sono giovani. Quindi lo stesso riaccade nella cupola dell'ascensione dei fiumi del Paradiso, dove Eufrate e in questo caso Gihon hanno invece di nuovo questi orci. Vi faccio questa carrellata perché a un certo momento nel breviario di San Etevoldo succede una cosa interessantissima. La forma fluens, come viene chiamata da Pier Antoni, assume l'aspetto di un satiro a due corni. Quindi è atramentosa perché in questo caso è il fiume Giordano del peccato che viene purificato dal battesimo. Perché in molte miniature il Giordano è sia positivo con l'orcio, lo vedete alla vostra sinistra, sia che cavalca un dragone biscia. Queste cose che sembrano così campate in aria refluiscono nel Rinascimento, il quale Rinascimento anche lui si specializza soprattutto su un fiume, il fiume Peneo, che è il padre di Daphne, disperato per la morte, per la trasformazione della figlia in albero. Vedete qui due studi di Schiavone per illustrare l'episodio pertinente delle Metamorfosi di Ovidio, un bellissimo esempio di Apollo e Diafane, il fiume Peneo, nella Farnesina di Peruzzi, fino ad arrivare per esempio a un riquadro di Zelotti nella villa Emo di Fanzolo. Qui nella mia ricerca ho trovato due stampe fondamentali che associano il fiume alla fecondità. Il fiume dell'età dell'oro non solo versa acqua dall'orcio, ma anche dalla mammella, per creare le condizioni proprio della moltiplicazione e della serenità del genere umano. Altro esempio
niente meno che del Bonasone. La prima era di Giovan Battista Franco, in cui questa volta con un fiume giovane viene accostata Venere, sempre il concetto della fecondazione e della fertilità. E la poesiola difficile e enigmatica dice comunque che gli amanti devono recarsi al fiume per risaldare il loro legame in nome di Venere. Così concludo questo di esaltazione del fiume Peneo con il maestro del dado, famosissimo, che fa due versioni in cui tutti i fiumi vanno a piangere con Peneo, sempre con l'orcio e l'acqua, e l'altro delle ninfe, delle grazie, e lo consolano. Torniamo a bomba, perché il fiume che vi ho fatto vedere, ignudo perché ormai la psicologia ha dimostrato che nudità e acqua sono contigue nel profondo, ed è logico, facciamo il bagno nudi, è evidente, e sembra una banalità, ma va fatta notare, è un fiume che si inserisce in un contesto e diventerà, diciamo così, la figura capitale di quanto andrò a narrare in seguito, perché si trova nella sala degli elementi a Palazzo Chiaricati, che viene dopo quella dell'iperuranio, che è quella dello zodiaco, quindi Sole, Luna e tutti i segni, in cui si immanentizza l'Uranos e diventa appunto i quattro elementi che sono al centro sotto in forma di quattro dei, i quali si espandono, irrorano la stanza e diventano appunto pollo, estate, fuoco, e Minerva, autunno, terra, una coppia che li leggete adesso che vi passano. Prima ci sono gli elementi, le stagioni, e poi la fame e il merito, e poi un fatto fondamentale, componente fondamentale nella nostra realtà psicofisica di un uomo, e qui il professor Bloom ci ha mostrato tanti nord, sud, est, ovest, è di essere psichicamente orientato, perché ha quattro arti e quindi cerca di trovare i punti di riferimento dell'universo, sono le quattro complessioni: collerico, flemmatico, malinconico e sanguigno. Perché? Perché sono umori. E il testo di Panofsky, famosissimo sulle malinconie, è proprio questo. E nella parete est, vedete lassù da in basso, verso proprio il Bacchiglione, appaiono tre figure di fiumi. Quello che lascia a bocca aperta è questo, che in tutti i lunettoni è una coppia maschio-femmina per un par condicio assolutamente all'avanguardia. In questo caso uno è maschile e femminile, quello in basso, e uno invece è un monarca, è da solo e giganteggia, come avete visto, nella lunetta della parete. I quattro elementi sono quelli e chi è questo fiume? Chi sono questi tre fiumi che ci interessano? Allora non possiamo prescindere dal disegno di Battista Bagazza, pubblicato da Guido Beltramini, per l'ingresso trionfale del vescovo Rodolfi a Vicenza, dove si dice che quello è il fiume per eccellenza, cioè il Bacchiglione. Per me potrebbe essere anche l'Arno, o come vedremo potrebbe essere anche l'Eridano. Le altre tre nicchie sì sarebbero dedicate ai fiumi vicentini del Bacchiglione, Retreone e la Seriola esterna. Perché proviamo ad analizzare, vediamo qua la pianta dello squarcione, che vi mostro però nella riproduzione sessentesca della stampa perché si legge meglio, dove vedete che Bacchiglione è scritto Bacchion, eccolo qua, dov'è? Eccolo. E poi c'è la Tesena, che la vedete, eccola qua, che le abbiamo tutte trovate, che hanno delle sorgenti anche abbastanza improbabili, dei percorsi che si saranno anche modificati. Vedete che c'è Vicenza, alle spalle di Vicenza ci sono i monti Veronesi, dal quale scende questo improbabile Bacchiglione. Perché per analizzare meglio quei fiumi non dobbiamo trascurare un suggerimento che ho avuto molto importante. I Chiericati si affacciano sul Bacchiglione, però il loro vero feudo è a Soella di Sandrigo, la quale proprio si accampa tra il fiume cosiddetto Tesena, eccolo qua,
eccolo qua, e la Brenner. Bella, l'abbiamo trovata varie volte, chiara, e però è un fiume al femminile. E difatti, questa è la villa del 600 costruita su quella del 400, era il feudo, ve la mostro solo per dare un'ubicazione precisa. Infatti, nelle lunette c'è il fiume Monarca, perché indicano lo scettro del comando, c'è un fiume maschile, abbastanza giovane, decumbente, e dietro, incredibilmente, per rispettare la partordice, c'è una donna femminile con il capo coperto. Allora, il capo coperto è facilissimo scioglierlo perché sono col capo coperto i fiumi di cui non si conosce bene o non si conosce addirittura l'origine. Bernini lo farà un secolo dopo, il suo Nilo in piazza Navona ha la testa coperta perché non si sapeva da dove nasceva e vedete che chiaramente ha il seno scoperto e quindi io proporrei di vedere, è un'ipotesi, in questa figura il Brenta, che era il fiume del feudo, con le famiglie le quali usavano i fiumi, i corsi d'acqua come un emblema antico. Era, anche adesso nelle varie proprietà si dice vado nei campi della Tallaroggia, vado nelle altre. Questo che vedete in basso è il retrone. Questo è il problema dell'altro. Allora leggiamo anche noi come ha fatto il professor Bloom di un testo greco questa volta. Era sfuggito di tutti. È Eliano che scrive sotto Settimio Severo e sua moglie Giulia Domna, quale dice, come dice Overo, in Alta Italia c'è una città che si chiama Patabio. Eccola qua, Patabio. Fino a Patabio c'è Bicetian. La B, la beta, diventava già V, Bicetian. Poi c'è il fiume che si chiama Eretainos, che è Eretenio, e quindi vicino, il quale viene citato perché lui che si occupa, Eliano, di animali, eccoli qui, si occupa di animali, dice che ha le anguille più grosse di tutto l'impero. Vi racconterò il metodo di pesca alla fine, se c'è tempo, se ne avete voglia, perché non voglio sforare. È una cosa divertentissima. Eliano dice, è vero che gli passavano i foglietti perché scriveva a Roma, questo era Etenio, voce nell'Eridano, che è il fiume mitologico, poi diventerà anche il Po, ma insomma è il fiume più importante. Allora come la mettiamo in questa sintesi a tre, questa specie di trilogia importantissima di Palazzo Chiericati? Voi capite che studiando questo argomento mi è esploso il caso in mano. Per cui in questa sede io farò soltanto una roadmap, una specie di elenco di intenzioni, di ipotesi di lavoro, tendo da 4 ville di committenza palladiana. La Villa Godi di Leonedo, la Villa Poiana, la Villa Saraceno e la Villa di Caldogno. Sono campioni di indagine perché i lavori sono ancora in corso. Avremo molto da fare e andremo avanti. Cominciamo dalla Villa di Leonedo, dove Cristian Malinverni mi ha dato la chiave in mano e io per terra con la mia macchinetta ho cercato di studiare che tanto più si aggancia perché è veramente la villa dei fiumi. Mi ha fatto ridere Francesco Bergoni perché ho detto qua trovo fiumi dappertutto, non riesco più a raccapezzarmi perché c'è il pozzo, è una cosa fondamentale, e poi sotto c'è l'astico, poi sparisce perché anche quello è importante. Il grande salone sono tutti gli zoccoli dei fiumi che terrari, 3 a 3, sembrano decorativi, nel senso del professor Bloom, cui decet, il decoro e l'onore della famiglia, del suo, diciamo, modo di apparire in pubblico, di apparire in società. Però io non sono convinto che siano solo questo, perché nella sala contigua, eccola qua un particolare, che è quella più importante, quella del film Senso, in cui c'è Venere e Amore, cioè la dea della fecondità, coadiuvata da Eros, e quindi è la forza generativa, i 4 elementi che fondano, secondo Empedocle d'Agrigento, la materia, che sono, come adesso li leggerete, scusate qua,
Giove aere, fuoco, il fuoco iperuranico, Crono aere, che sono tutti e due maschili, di solito questa volta non c'è par condicio, e poi più avanti nella parete ovest, quelli est perché sono leggeri e dove il sole prende quota e si alza, e quindi quei due fuoco e aere, essendo leggeri, guardate che aere è sempre maschile, fino al 700 aere è maschile, e si alzano e sono superiori. Dalla parte opposta del tramonto, invece, dove il sole precipita, sono pesanti terra e acqua. Ecco. Allora, i primi due poi sono maschili, i secondi due sono femminili. Qui Zelotti li fa tutti maschili, e a corredo della presenza di Venezia, simbolo della giustizia, che sta coronando un leone, simbolo della prudenza, che ha dietro alle spalle il mare e che guarda verso la terraferma. Tutto questo intreccio di significati mi ha portato ad ipotizzare che i fiumi recumbenti, che stanno alla base dei 4 elementi, siano in realtà le raffigurazioni delle 4 complessioni, cioè dei 4 umori. Per cui Giove fuoco uranico notte è leggero e collerico, e vedete difatti che sembra rimordersi se stesso. Il tempo aere mattino è leggero e sanguigno, e poi proseguiamo. Il malinconico è ovvio che ti gira le spalle, perché non sa mai, non sa né chi è se stesso né chi sono gli altri. Se qualcuno ha qualche problema, pensi al proprio segno e troverà subito di che umore è, se non è pratico, di questa che è la medicina di Galeno, anche questo dell'epoca di Eliano. E poi, nella stanza successiva, formato gigante, Zelotti svilupperà gli umori. Ve ne mostro qui due perché sono in assoluto, dal punto di vista estetico, non cesso di essere uno storico dell'arte, proprio la vetta della produzione di Zelotti. Altre due ville importantissime. Nella pianura sud di Vicenza c'è la Villa Saraceno e la Villa Poiana. Cominciamo dalla Poiana, che vedete ha in fondo lo stesso colle che vediamo nella fotografia aerea, dove la scoperta è stata la più congrua e la più cogente che ci potesse essere. Nella mia ricerca io però ho bisogno di un aiuto, per cui ho messo qui perché ho bisogno di passare la staffetta. Credo che una ricerca del sistema idrografico possa concluderci, possa portarci a identificare, se non proprio tutti i fiumi, degli agganci anche onomastici rispetto a ciò che è rappresentato. Perché come avete capito, quei fiumi che abbiamo visto non sono fatti da un pittore qualsiasi, sono, secondo me, di un maestro parallelo che Zelotti si portava dietro proprio per fare questi zoccoli, che non è di matrice veronesiana, ma è di matrice tintorettina, cioè della città serenissima, città di base. Allora, ecco qui, scusate, l'atrio in cui la ricchezza dispensa doni, perché nei due leonettoni viene fatto vedere come la pace vince la guerra e l'onestà vince l'imbroglio. Al centro, eccolo qua, attorno all'esplosione di abbondanza data dalla ricchezza, ci sono questi fiumi. Fu una stella identica a quella della Rosa dei Venti, non più sull'aere, ma sull'acqua, e con tutta questa apoteosi. È tutto da approfondire, ma guardate la qualità artistica di questi fiumi, rappresentati tutti con le canne palustri, con gli otri, con l'acqua abbondante. Che la Villa Saraceno, il finale, oltre sull'esempio eseguita molto dopo, e non mi scusate, non ho messo la data, ma siamo addirittura quasi all'80, nell'asse armi e trionfo della saggezza, che è al centro, eccola qua, ci sono due figure, una letteraria, cioè come dire che il signore che non fa più guerra deve istruirsi. L'altra c'è questa figura misteriosa, ancora una volta il femminile. Potrebbe essere anche la retorica, ma ha l'aria di essere un fiumiciattolo. Allora,
se prendiamo la cartografia dell'IGM, se prendiamo da questi miei ai quali io passerei i testimoni e trovassimo qualche aggancio, potremmo anche dare un nome e a tutti noi sarebbe garantita fama e merito, perché quello è quanto vuole autocelebrarsi la famiglia dei Saraceno. L'ultima tappa è quella costituita da Caldogno. Anche qui siamo abbastanza tardi, nonostante la- la costruzione sia precedente, e nel salone io devo dire che rispetto alla ottima scheda di Francesca Lodi, io correggerei il tiro perché mi sono reso conto, chiudendomi lì mezza giornata, che questa è l'esaltazione della potenza creativa del genio umano in generale, tutte le sue componenti. Loro erano anche ossessionati dall'astrologia, anche se non si vede perché abbiamo paura. Ma ovviamente in questa creatività che è feriale nei giochi, nella musica, nelle scene famosissime, il banchetto, eccetera, ma è tutta legata agli umori. Difatti, negli zoccoli, sotto ai telamoni, a ciascun telamone, che è michelangeliscamente derivata da Jacopo della Quercia, dei giganti la cui forza fisica non ha un corrispettivo di forza interiore, sono come accasciati, perché i nostri umori vengono sepolti dietro di noi, ci condizionano, ma lì sta la virtus, non più quella delle battaglie, ma quella dell'autodisciplina. Quindi sono relegati a tener su la potrella di sostegno della realtà di una villa. E sotto a ognuno di questi vedete che sotto le finestre ci sono ancora umori, sopra le porte ci sono queste magnifiche rappresentazioni di prigioni, tutti ovviamente derivati dalle cappelle medicee, perché tu devi imprigionare il tuo umore, la tua complessione e disciplinarla. Non doppiati però, perché valgono questo percorso sia da quando sei giovane che da quando sei vecchio. E qui è facile. Sotto a ogni telamone ci sono 12 fiumi. Questi fiumi, vedete, possono essere abbastanza correnti, uguali ma cambia il paesaggio, oppure addirittura stupefacentemente innovativi, come questo che è riverso e lascia cadere, invece che l'acqua, lascia cadere le chiome fluenti della propria conformazione. E allora, ecco qua, altri fiumi sotto i telamoni a formare, ripeto, un contesto, secondo me, tutto da reinterpretare e vedere anche secondo questa accezione psicologica di cui abbiamo sentito un anticipo così affascinante. Allora, quando c'è stata l'inaugurazione del corso palladiano, dopo siamo usciti e guardavo in alto e ho trovato ancora fiumi in un'altra accezione. Allora, per farvi vedere che non mi sono inventato, scendete, andate nella sala di Minerva, toccate con mano e vedete che qui ci sono dei medaglioni che fanno da, come si può dire, controcanto e ancoraggio a delle grisaglie con delle battaglie. Come dire, la battaglia è la guerra che ti consuma, ti corrode e ti usura. I fiumi sono placidi, sono a 3 portano la fecondità della campagna. L'agricoltura ha bisogno di tempi lunghi e ha bisogno di pace, che è l'antitesi della guerra, per cui detto qua, bisogna andarli a vedere da vicino. Francesco Mercorini mi ha sentito, ha messo subito i ponteggi, eccolo qua, ponteggi in allestimento, e mi ha mandato le fotografie ravvicinate di queste immagini in cui sempre il cimento tra l'uomo aggressivo e l'uomo pacifico, l'uomo che distrugge e l'uomo che produce, sono un tema dominante di tutta la civiltà palladiana. Questi fiumi sono 8 perché sono 2 per lato, però ciascuno contiene 3 fiumi e il risultato qual è? 24, non un numero qualsiasi. Grazie. Grazie Fernando per questo contributo. Credo che nella lettera di Donato Giannotti che descrive l'ingresso di Ridolfi parla proprio dei fiumi, no? Perché dice chi sono, no? Sì, sì, sì. Sì, sì, no, ma dice chi sono i fiumi, dice che
Sì, sì, dice che sono Retrone e Bacchiglione, sì, sono due. No, perché le due nicchie sono di passaggio, cioè sono solo sulle... Vabbè, comunque cose nostre, diciamo. Allora, sentite, è stata la prima giornata e ci sono delle domande? C'è qualcosa che volete commentare, osservare? È ripartita la pompa, come avete visto, dopo i nostri sforzi, anche fisici, di Francesco e di Picco sono ripartita, quindi c'è come dire, un po' meno disagio nel stare qui. Qualcuno ha in mente qualcosa da chiedere, un commento? Cosa sempre difficile. Prego, Francesco. Forse è meglio se vieni qua, non per... Quello che è venuto fuori, che è emerso, mi sono veramente grato di quello che ho ascoltato, perché mi aiuta moltissimo nel sviluppo di quella mia approccio interdisciplinare con le percezioni, col modo di vedere, l'uso delle parole, comodo, bello, attraente, voluptas. Quindi è stato bellissimo sentire di Tevere, sentire fantastica questa studio iconografico veramente illuminante che ci fa toccare con mano quanto fosse importante quanto facesse parte esistenziale, empatica, una parola che poco si usa negli studi storici e quindi dal poco che ho potuto comunicare fuori alla coffee break era di quanto dobbiamo tener conto nelle nostre ricerche storiche, iconiche, accademiche. Sì, io adesso trovo, per esempio, Van Vittel, ho trovato delle scene di bagno, di nuoto sul Tevere. Vorrei comunicare a chi magari si occupa di iconografia, per esempio, di come fosse la lavandaia che a un certo tempo anche il cestino per la merenda di uno che viene con la barca, cioè sono scene di intimità affettiva che innesca quel concetto di idrofilia che è fondamentale, che sta avendo a livello globale in vari ambiti di ricerca. Abbiamo fatto parecchi convegni in giro per il mondo che va esteso anche a tutto il processo, per esempio, di studi letterari. Quanta di questa idrofilia la troviamo nei testi letterari, non solo nei trattati, ma anche, mi viene in mente, qualunque testo, soprattutto ottocentesco, che è un patrimonio dei romantici, ovviamente, romantici inglesi, The Mill on the Floss, piuttosto che Ippolito Nievo, le poesie, c'è tantissimo su questa tematica. È un punto di unione di storia dell'arte, di storia della letteratura e quindi ben venga questo pomeriggio, è stato fecondissimo. Io suggerisco la lettura di questo nuovo libro di Tony Oeschler che interpreta la tomba del tuffatore di Pesto in una maniera completamente rivoluzionaria. Ah. E comunque qua, Prego, sì, sì, mettiti di là. allora, dice Eliano, ci mette una pagina però per descrivere molto, Eliano è sempre molto pittoresco, è anche un fanfarone, perché le butta anche, le racconta molto grosse. E i vicentini vanno su un'alta rupe, sopra il retrone, prendono una budella di agnello appena ammazzato, perché le anguille sentono l'odore del sangue, insomma, e da qui buttano giù, siccome le anguille hanno dei denti ad uncino, quando si appiccicano non riescono più a levarsi. Donde loro prima inseriscono una canna vuota dentro all'intestino del pesce. Quando vedono, scusate, dell'agnello, quando vedono che l'anguilla ha afferrato questo intestino, si mettono a soffiare, a soffiare, a soffiare, quello scoppia. Bombi in cucina, questa è l'anguilla soffegata. Oh, che meraviglia. Grande. No, come contributo alla acquafilia, no? La medaglia autoritratto che Pietro Bembo fa fare a Valerio Belli è proprio di lui su un fiume, vedete, appoggiato su un piccolo fiume con sotto alcune fronde di un albero, no? Quindi la idrofilia, che è questo nuovo termine che adesso mi accompagnerà con entusiasmo perché è bellissima. Qualche altra considerazione, cari colleghi? Prego, Deborah.
Forse sì, perché credo che si sentirebbe meglio. Vorrei aggiungere un piccolo pensiero sull'intervento di Guido Beltramini su Palladio e l'acqua, perché c'è un testo nel trattato di Ceredi sull'acqua del 63, mi pare, di una fontana a San Giorgio Maggiore dove l'acqua corre continuamente. E io ho discusso forse con te, anche con Gianmario Guidarelli, che dov'era questa fontana? Perché immaginavo una fontana nel chiostro o qualcosa del genere, che a Venezia è difficile immaginare. C'era questa ossessione col moto perpetuo a quest'epoca, che tutti gli inventori volevano risolvere questo problema, e questo è citato come un esempio di, di un meccanismo che è continuo per fare circolare l'acqua. E io penso adesso, dopo di aver sentito l'intervento di Guido e data la data, che questo testo deve riferire ai lavamani del refettorio, che sono proprio nuove in questo momento. E forse c'era un sistema di cisterni che si riempivano con un meccanismo nascosto. Non lo so, ma secondo me questo deve essere il significato di quel testo di Ceredi. Sì, sì. No, no, resta. No, Deborah, anche perché Ceredi, ho imparato da Howard, pubblica questa macchina per sollevare l'acqua dai luoghi bassi e dice che l'ha fatta a Palladio. E è nel catalogo della mostra del 2008, se qualcuno è incuriosito, no? Quindi è uno che conosceva Palladio, conosceva i suoi meccanismi. E no, è bellissima questa idea che i lavamani siano automatici, diciamo. Fantastico. Sì. Sarebbe bellissimo, no? Sì, 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 bellissimo. Sentite, va bene, abbiamo tutta domani per scatenarci. Allora, domani 9:30 abbiamo due bellissime giornate. Comincerà Deborah Howard, qui tutti ricordiamo la sua mostra sulle architetture dell'industria, poi Edoardo Demo, poi Carlo Bazzani proprio sulla relazione Galesi, questo testo affascinante che descrive le poste di mulino lungo i fiumi, un censimento, poi Francesco Bianchi che ci parla di reti fluviali che lui ha studiato a lungo nel basso medioevo e poi Donata Battilotti sui ponti di cui è l'esperta più grande. Poi Francesco Vianello ci parlerà di acqua e agricoltura. Edoardo è interessante perché ci parlerà del dark side del mondo industriale, cioè dell'inquinamento che producono le attività industriali nelle acque, i problemi che generano. Vivere a valle di una conceria era un problema, diciamo, e invece Francesco Vianello sposta il problema dall'attività industriale a quella agricola. A Simone Rauch abbiamo chiesto uno sforzo che lui generosamente ha fatto, vale a dire di farci vedere concretamente come funzionava una richiesta ai beni inculti, e come erano le mappe, come venivano redatte, come venivano verificate, come venivano restituite. Questo è qualcosa di cui tutti abbiamo sentito parlare, però io almeno, cioè, Walter Panciero ovviamente li conosce a memoria, ma noi storici dell'architettura che siamo un po' più superficiali, meno, anche Howard in realtà, sono io il superficiale. Poi, quindi Simone Rauch sul funzionamento dei beni inculti, una specie di microstoria. Poi abbiamo Elena Svaldoz su ville e corsi d'acqua, è in corso da tempo da parte della professoressa Svaldoz, Università di Padova, questa ricerca molto importante sui canali navigabili, soprattutto della Bassa Padovana, che per noi è un tema importantissimo, avete visto che tornava proprio. E poi volevamo chiudere per non dimenticare un aspetto cruciale, che è quello della difesa
di questi ecosistemi, quindi con i colleghi della soprintendenza che hanno fatto un lavoro eccellente di studio e verifica di una serie della presenza dell'acqua, per esempio a Villa Chiericati, a Grumolo delle Abadesse e a Villa Pisani a Bagnolo. E sarà molto importante, devo dire che doveva aprire e essere soprintendente il dottor Rosignoli, l'architetto Rosignoli ad aprire questa mattina, ma purtroppo, incredibilmente, un'influenza lo ha bloccato e a Bologna ha chiamato questa mattina iper dispiaciuto. Però secondo è chiaramente importante che alle nostre fasi di ricerca siano sempre sintonizzate con le operazioni di tutela che le soprintendenze fanno e cercano di fare, e devo dire che sia a Bagnolo che a Grumolo della Badesse, dove entrambi i casi di coltivazione del riso, quindi in entrambi i casi con mulini, in entrambi i casi con pilature, è un lavoro molto, molto interessante per tutti. Bene, sono molto contento come è andato oggi. Grazie Francesco, perché in realtà anche ascoltare te è stato per noi illuminante. Ci vediamo domani 9:30 con la professoressa Howard. Grazie a tutti, a domani.